sangue nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela pinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Il suo regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo, convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna, ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna, ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna, ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Buongiorno, buongiorno. Noi non avete idea quanto contenta è Mirella questa mattina. Apro una mattinata e una settimana proprio per me molto importante, perché ci sono due persone che era tanto tempo che non vedevo più, che non venivano a trovarci perché sono impegnatissime. Sono le sorelle Michelon, Sara e Alessia, eccole qua. Guardate che belle che sono, guardatele, le nostre sorelline Michelon, le nostre principesse che salutiamo e ringraziamo. Come stai, principessa? Grazie. Stai bene, principessa? Tutto bene? Sì, grazie. Tua sorella neanche chiederlo, a Sara. Sì, ecco, queste fondatrici del progetto Ruote Libere, che ha preso veramente tanto, ma tanti numeri, perché veramente avete fatto dei numeri importanti. Grazie anche, io penso, anche alla nostra trasmissione, sono arrivate anche in regione, perché si sono accorti di loro, le hanno viste, le hanno chiamate, perciò mi fa molto piacere. Cosa ti ho detto, Alessia? Che Sveglia Veneti porta fortuna. Saluto anche Valerio Favero, sindaco di Possagno. Grazie sindaco di essere qui con noi, secondo mandato centrodestra.
Allora ci siamo tolti Sgarbi, sindaco, a Sveriga, ma intanto non esento, cioè proprio non c'è più, perché io penso che delle volte bisogna anche capire l'importanza del ruolo che ricopre il sindaco, un ruolo veramente importante, fondamentale. Anche le parole, se anche le istituzioni cominciano a avere più l'etica e il rispetto di certe parole, di certe frasi, noi poi come donne che stiamo facendo veramente dei passi veramente importanti per cercare di avere questo rispetto, ecco, forse delle volte ci rimaniamo ancora male perché qualcuno ancora non ascolta, sente ma non ascolta. Allora, cosa ci dice sindaco e come ci saluta? Visto con che persone dialogherà questa mattina? Ha visto le mie principesse? Buongiorno a te Mirella, buongiorno alle tue ospiti, sarà veramente un piacere trascorrere questa oretta assieme a loro. Cosa dico? Dico che io da parte mia continuo a ringraziare l'operato di Vittorio Sgarbi e del CDA precedente per quanto fatto in quest'anni. Evidentemente mi dissocio da tutte quelle esternazioni ingiuriose e diciamo sicuramente di basso stile che ha avuto nei confronti dei giornalisti del Report. Ecco. La ringrazio sindaco. Allora, Sara e Alessia Michelon, fondatrici di Ruote Libere. Allora, spieghiamo per chi non sa cosa sono queste ruote libere, perché avete cercato di far capire che i diversamente agili hanno tutti i diritti come gli altri di vivere la quotidianità, di andare nei posti dove tutti frequentano. Ecco, cosa è nata l'idea, come è nata l'idea e come siete messi? Adesso, oggi siamo 24, ormai l'anno 2024, cosa è successo nel 2023, come avete chiuso il 2023 e i progetti per il 2024? Allora, inizio io, inizi tu? Inizio io. Grazie. E allora il tutto è nato da una vacanza che abbiamo fatto assieme, io e Alessia, che appunto siamo sorelle, in Toscana, e dove io volevo visitare dei luoghi che stavo studiando all'università, però Ale non poteva accedervi. Questi luoghi erano principalmente dei musei. E da lì c'è nata un po' l'idea del dire proviamo a vedere di fare qualcosa, perché quando ci siamo trovate nella situazione appunto che l'Ale non poteva entrare, non riuscivamo neanche a trovare le informazioni da andare a guardare per capire se un luogo era accessibile o meno. Quindi ci siamo trovate ad andare in questi luoghi e trovarci che non si poteva entrare. E quindi abbiamo detto, proviamo ad essere noi l'informazione, perché la polemica è sterile, non porta a niente, piuttosto se invece fai riesci ad ottenere qualcosa. E quindi così dopo ho fatto la mia tesi di laurea appunto su questo e dopo abbiamo iniziato a rendere la cosa realtà. Quindi dal 2021 siamo un po' più attive, abbiamo creato un sito dove andiamo ad elencare tutti i luoghi che visitiamo partendo dal Veneto con la relativa fruibilità. Quindi una persona entra e dice ok, questo ha queste caratteristiche, posso andare, non posso andare, perché la cosa più importante è avere l'informazione e permettere alle persone di scegliere se accedervi o no, come facciamo tutti noi. E quindi abbiamo il nostro sito, abbiamo i nostri canali social per promuovere le nostre esperienze e questo ci ha permesso appunto, il progetto sta andando molto bene. L'anno scorso siamo state contattate per prendere parte al progetto regionale Veneto Creators. E spieghiamo cos'è per chi diversamente giovani a casa magari non è cosa che ha detto a Sara. Sì. Veneto Creators è un progetto che è iniziato l'anno scorso, un progetto della Regione Veneto finalizzato a promuovere il territorio e quindi ha coinvolto, l'anno scorso eravamo in 28 creators, quindi ragazzi, persone che promuovono di loro spontanea volontà il territorio veneto e la cultura veneta nei social media. Allora, adesso sentiamo anche Alessia. Io ho messo per Alessia appunto e Sara questa canzone bellissima di Roberto Vecchioni che secondo me ha delle parole incredibili che fanno venire i brividi. Qual è il tuo sogno, Alessia? Oppure in parte si è realizzato grazie anche a questo progetto, essere fondatrici di Ruote Libere, capire che qualcosa si sta aprendo su un tunnel che era molto buio, veramente senza luce, invece adesso la luce inizia a vederla. Ecco, qual è il tuo sogno? A dire la verità, quando abbiamo iniziato
non pensavo di avere la possibilità di visitare tanti luoghi come stiamo facendo in questi anni che il progetto si sta ingrandendo, perché magari all'inizio non ti rendi neanche conto, magari adesso che stiamo diventando più grandi, siamo più conosciute, ci chiamano in più posti da andare a visitare, da promuovere. E quindi questo progetto ci ha portato anche, con il progetto della regione, ci ha dato più luce. Ci ha dato più luce. Un'altra cosa importante che volevo sentire, Alessia, l'importanza di far capire che la sedia a rotelle è solo uno strumento, che su questo strumento per muoverti in maniera diversa, però c'è una persona e questa persona va valorizzata, va a lei data la possibilità di fare la quotidianità che tutti fanno, ma soprattutto queste barriere architettoniche. Ecco, molti sindaci stanno facendo dei passi in avanti perché sono loro i referenti del territorio, soprattutto l'importanza anche di vedere l'arte, ecco, l'arte, la bellezza dell'arte, questa bellezza che ti fa staccare la spina quando entri. Però se non è accessibile, come faccio io a visitare i musei? Io sono andata alla Fenice quest'anno con i diversamente agili, l'anno scorso, 2 anni fa siete venute anche voi, oggi abbiamo cambiato, abbiamo portato via altre persone e anche loro si sono resi conto dell'importanza di dare l'opportunità a queste persone diversamente agili di accedere a questi luoghi meravigliosi. Ecco, cos'è l'arte e la bellezza per te, Alessia? Beh, l'opportunità anche di entrare è una cosa molto importante. Per accedere a questi luoghi, per me è la cosa più importante, e dopo c'è tutto quello che ci sta dietro, la cultura, l'arte, la natura, i dipinti. Prima, per me, a trovare un luogo accessibile, per me è tanta roba. È tanta roba. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Sara. Ecco, pensate il bene, queste 2 sorelle si adorano, litigano, sapete, perché è tostina lei, non credate che sia tanto semplice. Però si vogliono un bene dell'anima, sindaco, guardi, è una cosa da brivido. Allora, cosa ci racconti, Sara? Ecco, sapere che riesci a portare tua sorella in questi luoghi, grazie anche all'impegno che ci avete messo, a questo progetto che vi ha dato l'opportunità di farvi conoscere e capire l'importanza di accedere a questi luoghi meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere in Italia, sono talmente tanti. Prego, Sara. Sì, nel senso è importantissimo poter avere le informazioni e scegliere di andare e di accedervi. Perché quando non riesci ad accedere a un posto, a parte la frustrazione che tu prendi, parti, arrivi nel posto e ti senti nel senso un reietto alla fine, perché ti viene proprio detto no, tu qua non puoi entrare, no, non c'è posto. E ci sono delle volte in cui l'operatore, magari per ignoranza, nel senso appunto buono di non conoscenza, non sa neanche come rapportarsi, quindi magari anche scocciato ti risponde, quindi là ti senti proprio ti senti umiliata, male, umiliato, vogliamo dirlo? sì, possiamo sì, usare questa parola, sì, che è la parola giusta? Sì. E adesso si sta molto muovendo il mondo turistico in campo di accessibilità, nel senso rispetto ad anni fa si sta muovendo le cose, però ci sono ancora tanta ignoranza in merito, perché non riescono a capire che è un'opportunità anche per i luoghi stessi, per le strutture ricettive, per i musei, eccetera, rendersi fruibili a tutti, perché comunque le persone con disabilità sono persone che spendono come gli altri, che vivono. Anzi, quando proprio ci sono le statistiche, quando le persone con disabilità si trovano bene in un posto, appunto per questa problematica che magari a volte arrivi in un posto, torni a casa, non sai, è più facile che diventano fidelizzati, perché sanno che là si trovano bene
e è più facile E che c'è ci un ritorni. passaparola, un Sì. tantà anche sui social che è molto importante. Allora, Sindaco Favero, allora, come commenta queste parole, ecco, queste sorelle che hanno cercato veramente di aprire veramente strade importanti anche per altre persone che vivono le stesse problematiche? Prego, Sindaco Favero. Beh, intanto faccio i complimenti alle due sorelle, bellissime, nel senso che si vede veramente l'affiatamento che c'è tra loro. Ma faccio i complimenti sia per l'iniziativa, che è un'iniziativa davvero da elogiare e da ammirare, ma proprio anche per l'atteggiamento che hanno avuto, nel senso che è un atteggiamento propositivo, costruttivo, non di, come dicevo prima, non di polemica, ma di voglia di provare a cambiare una situazione che effettivamente va cambiata e deve essere risolta. Noi nel nostro piccolo a Possagno, avendo un grande museo, il museo di Antonio Canova, abbiamo da qualche anno iniziato con l'attività di museo senza barriere, cercando di eliminare il più possibile le barriere architettoniche, ovviamente dove è possibile sia quelle fisiche, ma anche le barriere quelle mentali. Ci sono tanti tipi di barriere che limitano la nostra mente e ci limitano nell'approccio con chi vive la vita in maniera diversa da noi, ma nella realtà è assieme a noi e deve poter vivere tutto ciò che viviamo anche noi. Quindi, per dire, abbiamo delle visite in LIS, nella lingua dei segni, abbiamo delle visite per non vedenti, abbiamo cercato di eliminare anche le barriere architettoniche fisiche che ci sono, ripeto, non tutte si possono eliminare al 100% proprio per la conformazione di alcuni stabili che sono diciamo vetusti e hanno una certa età e vincolati alla sovrintendenza, ma ci stiamo lavorando perché l'obiettivo è di arrivare ad un'accessibilità al 100%. Allora, Sindaco Favero, l'importanza di dare accessibilità a questi luoghi, a questa Fondazione Canova, questo Canova meraviglioso che abbiamo a 2 passi da casa, ma farlo diventare accessibile per le persone che fino a poco tempo fa non riuscivano a fare questo. Ecco, aprire la mente, anche noi stessi, guardare con occhi diversi queste persone, aprire, dare l'opportunità. Quanto importante è per lei, sì come sindaco, ma come uomo? Cioè alla fine del mandato uno si chiederà come ho seminato. Se avete seminato bene siete rieletti, le persone capiscono l'importanza e quello che avete fatto. Ecco, sapere di aver fatto questo per le fragilità. Ecco, come si sente, sindaco? Perché io penso che forse sia la cosa più bella sapere di aver messo, anche se è una goccia, ma io ci ho provato, ho cercato di fare. Prego, sindaco. Sì, hai pienamente ragione, nel senso che questo è un obiettivo che ci siamo sempre posti e ce l'abbiamo nel cuore, nel senso che adesso abbiamo affidato il PEBA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, su tutto il comune. C'è uno studio di tutto il comune per capire quali sono le barriere all'interno del nostro comune e per capire come risolverle, come eliminarle. Da qualche anno ospitiamo quell'evento magnifico che è Sei Insuperabile, fatto appunto da ragazzi che praticano sport, cultura, attività sociali all'interno del nostro comune. È una giornata dove ospitiamo 1 migliaio di ragazzi, sia delle scuole che di attività, diciamo, sportive, che assieme in maniera integrata vivono un paio di giornate, di solito un sabato e una domenica, di gioia, di amore. Veramente sono quelle cose che ti aprono il cuore e aprono il cuore. Ultimo obiettivo, ma non ultimo, importantissimo, che stiamo perseguendo è la realizzazione di un centro per la riabilitazione per atleti e ragazzi che fanno sport in maniera particolare paralimpica. Il famoso progetto che ne abbiamo già parlato, vero sindaco? Anche di ragazzi con disabilità allo sport e alla cultura, quindi associare sport, cultura e scuola in una sorta di campus ma integrato, cioè non deve esserci il luogo per i ragazzi, diciamo, con disabilità e il luogo per i ragazzi diciamo così normodotati. Deve essere un qualcosa di assieme, tutti devono stare assieme e vivere la vita nello stesso luogo, negli stessi luoghi, in condivisione totale. Questo è quel progetto famoso che ne avevamo già parlato, vero sindaco, sì, anni fa, che sta andando avanti, che lei ci credeva molto, facile da dire, difficile da realizzare, però
un po' con la volontà, lei sorride perché io so come stanno le cose, sembra facile ma non è così facile per me, specialmente per il sindaco Valerio Favero, perché voi sapete che noi abbiamo anche tanti furbetti e il sindaco deve stare sempre molto attento. Vedete che ho ragione e lo sa a cosa mi riferisco il sindaco Favero. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora mi scuso per sabato con tutti voi perché purtroppo il centralino non funzionava, ma so che ci siete stati lo stesso. Prego Rinaldo. Non ti va da scusarti con nessuno Mirella, fa niente. Comunque ti saluto e saluto le tue ospiti. Vabbè, saluto le tue ospiti e mi fa molto piacere rivederle. Era un tempo che non ti venivi da Mirella e adesso so quello che facevi, bravi, vabbè, guarda cosa che ti riuscì a fare, guarda che mi so cosa che voglio stare in carrozzera, perché sono gemello e con Fratello Poverin che è in carrozzera da 5 anni in carù, va bene, so cosa che vuol dire, cosa per stare dietro, aiutarlo e dopo non parla, non si fa neanche capire, va bene. Passi a Roma, ti ha visto che anche ti riesci a entrare nei casi e dargli una mano a chi che è come te. Cosa vuol dire? Vuol dire che ti sta brava, ti ha visto, va bene, e va avanti per la strada che è qui è giusta. Bravi. Ti vedo, fa un sorriso al Marco, no? Perché ti ha un bel viso, ridi al Marco. Che la vita è vera, anche se ti vieni in carrozzera, se ti manca una mano, un braccio. È vita, bisogna viverla, perché ti ha da dare che tanto è gente, ti ha capito? Sei capace di dare ancora tanto a chi che ha bisogno, bravi. E dopo il sindaco che dico, che Possagno, va bene, non ha bisogno di tante, col Canova, è un artista, va bene, perché sei uno dei più grandi al mondo, va bene, magari il suo Venezia, ha dei Settio, i Frari, non ha bisogno neanche dei Sgarbi. Va bene, Sgarbi che solo c'ha Paschei col mestiere che fa. Lo conosco da anni, ancora quando era presidente della roba a Venezia ai bei arti. Ma quello che sceglie a pagare e basta, il sindaco ti fa del bene, che ti sappi 1.500 euro al mese. E tu hai un bel servizio. Ragazzi, all'occhio come dire che 1.500 mi sogno magari. Io sindaco, voi altri siete bravi perché mettete il cuore al vostro paese e alla vostra gente e siete proprio veramente bravi perché io faccio col cuore, io faccio per gli altri, va avanti per la stanca, che ti dà un viso da buona e buona giornata. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi occhi. Grazie caro Rinaldo, tutti ne avanti per la nostra strada, che ha detto Rinaldo, ma se lo troviamo di intoppi perché di volte veramente che c'è di chi tronchi, di chi platani in mezzo che superarli. Allora andiamo a vedere anche queste sorelle, il video proprio che hanno girato, come comportarsi con persone diversamente agili, io le chiamo. Andiamo a vedere. Ecco come comportarsi con una persona con disabilità. E come si chiama tua sorella? Chiedila a lei. Rivolgetevi direttamente a lei. Io mi chiamo Alessia. Ti piace il Duomo di Treviso? Molto bello. Non modificate il vostro modo di esprimervi. Perché lui mi parla come fossi una bambina? Molto bello, brava. Guarda, Raccogliete sempre i bisogni dei vostri animali. perché se qualcuno capita sotto le scarpe, a me capita direttamente in mano. Guarda che schifo. Non ostacolate il passaggio. Grande complimento. E 2 spritz? E tu cosa vuoi? Un gingerino? Anche uno spritz. Ce lo fai finto così anche lei è contenta, va bene? Ho detto che voglio uno spritz. Non date per scontato che una persona con disabilità sia diversa da voi. Sono una persona con disabilità, non per questo sono astemio. No, guardate, veramente troppo forte. Sindaco, come commenta? È forte? Grandiosa, grandiosa, grandiosa. Tutte e due grandiose. Ascolti, Sindaco, prima di dare la parola ancora a Sara e Alessia, volevo capire secondo lei se siamo culturalmente preparati per questo cambio anche generazionale,
per quanto riguarda il mondo della disabilità, che odio questa parola, veramente non la sopporto. Proprio culturalmente se siamo pronti, anche nelle scuole, questi atti di bullismo verso le fragilità, proprio in un luogo dove dovrebbe esserci la massima inclusività. Ecco, genitori che sono veramente delle volte che difendono l'indifendibile. Io lo dico sempre tutte le mattine, sindaco, io sono dell'idea che sono molto pochi questi ragazzi, sto parlando di bulli, delle baby gang, rispetto ai ragazzi molto bravi che si impegnano anche nel sociale. Il problema è che loro fanno notizia, fanno audience e vengono veramente data loro una visibilità che secondo me è sbagliata, ma soprattutto riuscire a far capire l'importanza dello sport, che nel 2023 è stato inserito anche nella Costituzione. Ecco, a quelli che commettono questi reati, perché sono reati anche se sono giovanissimi, ecco, di obbligarli a fare qualche disciplina sportiva. Ne possono scegliere. E invece mi sembra che stiamo facendo dei percorsi che non servono a niente. Io ne ho alcuni che portano la borsa della spesa, pensate voi, 2 orette alla settimana a consegnare una borsa se è un percorso educativo, oppure a fare compagnia a un diversamente giovane. Ecco, anche quello. Io penso che forse dobbiamo cambiare le regole del gioco, cambiare il registro nel vero senso della parola, farli diventare protagonisti su qualcosa che può essere utile a loro e soprattutto anche alla comunità. Prego, Sindaco. Sì, hai pienamente ragione. Sono concorde anch'io sul fatto che questi ragazzi, diciamo, che commettono atti di violenza sono la minoranza, per fortuna. Moltissimi sono invece i ragazzi che veramente stanno prendendo la strada giusta, nel senso che stanno capendo qual è il modo di approcciare la vita con una mentalità che direi quasi migliore della nostra, nel senso dal punto di vista dell'accoglienza e dell'inclusività. Noi qui nel nostro piccolo abbiamo fatto un percorso attraverso Welcome Blue con il comune di Cavaso. Nelle nostre scuole elementari abbiamo inserito dei ragazzi con difficoltà per autismo e con loro i nostri ragazzi elementari hanno percorso 6 mesi di scuola assieme a questi ragazzi. È stato veramente qualcosa di arricchente per tutti, per i ragazzi ospiti della comunità di Casa del Campo di Cavaso e per i nostri ragazzi delle elementari. Io ho mio figlio alle elementari e ritornava a casa con veramente delle sensazioni, delle emozioni, anche di ragionamenti diversi, con una logica e con una volontà di capire come si può essere utile agli altri. Quando ci si pone con questo tipo di mentalità, secondo me è una mentalità vincente per creare un mondo migliore, perché bisogna sempre essere capaci di trovare la soluzione e la voglia di trovare la soluzione per essere utili agli altri. Se ci si pone in questo modo, secondo me ce la facciamo ad avere un mondo migliore, dai. Grazie Sindaco per queste parole. Allora Alessia, tu come vedi questi baby gang? Hai avuto mai dei problemi quando anche con tua sorella oppure anche in determinate circostanze dove ti trovavi magari in quel momento da sola, anche se da sola so che non sei mai, la Mirella ti ha lasciato da sola 2 o 3 volte, te la sei cavata benissimo, devo dire la verità. Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi che hanno tutto dalla vita e che si rovinano la vita invece? Magari che devono... come si può dire, che a volte devono provare a stare anche 2 ore in sedia a ruote, un periodo in sedia a ruote magari, e si rendono conto delle difficoltà che noi abbiamo anche, che noi abbiamo anche a girare, perché per loro è tutto scontato. Ma magari per noi no, perché magari loro vanno in un bar dove c'è una lampa di scale, per noi è difficile. Quindi se loro si mettono a volte anche nei nostri panni, forse si rendono conto delle difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni della nostra vita. Vi hanno mai invitato nelle scuole a parlare di questo, Alessia? Sì. E che sensazioni hai avuto? Beh, c'è stato
dei bei riscontri. Cioè, l'anno scorso ci hanno fatto andare a scuola per orientamento, ci hanno chiamato per fare in 2 scuole diverse. E c'è stato dei ragazzi che dopo hanno avuto degli incontri, che dopo hanno parlato a casa. Quindi questo è stato un bel riscontro, che dopo i genitori vengono a dire alla nostra mamma, le ragazze hanno dato uno spunto in più. Hai trovato una certa sensibilità con questi ragazzi quando sei entrata? Hai avuto un impatto positivo? Ecco, che sensazione hai avuto, Alessia? Quando siamo... sì, ho avuto una sensazione di impatto positivo. Non è vero che sono tutti cattivi allora? No. O ni? No, ni? Ni. C'è qualcuno che disturba e che dobbiamo fargli capire che deve cambiare anche lui. Allora, Alessia, Sara, cosa vuoi dire rispetto a quello che ha detto Alessia? Perché Alessia è sempre positiva, cioè devi per forza tirargli fuori qualcosa di negativo, perché lei non te lo dice, lei dice quello che prova ed è sempre ottimista tua sorella, anche in situazioni anche un po' problematiche, diciamo, sempre riesce a vedere oltre. Prego, Sara. Perché abbiamo visto che è l'atteggiamento che ti fa andare meglio avanti, che ti fa probabilmente provare a far cambiare le cose. Se ti focalizzi sul problema, sulla problematica, non vai avanti, ti blocchi, vai in un loop di depressione, polemica, eccetera. Invece se la provi a guardare da un'altra prospettiva, per carità le difficoltà ci sono, i problemi ci sono, però se li guardi dall'altra prospettiva riesci a superarli meglio, ad affrontarli meglio e a reagire meglio. E nelle scuole sì, è stato molto bello, e soprattutto appunto non è vero che tutti erano là ad ascoltarci bravi, nel senso, perché come tutti gli interventi che si fa nelle scuole, i ragazzi, nel senso sono ragazzi, anche noi quando eravamo a scuola venivano certo a fare gli interventi, non è che stavi sempre lì ad ascoltare, nel senso bisogna essere anche onesti. Però su l'aggressività, ecco, come combattere questa aggressività che loro hanno, che è anche normale, perché a quell'età là è un'adrenalina dentro, però la tirano fuori qualcuno in maniera sbagliata, ecco, fargliela tirare fuori nella maniera giusta, ecco, grazie anche a questo sport, a queste discipline e anche a questi progetti. Cosa vorresti dire? Come diceva il sindaco, la cosa migliore è l'integrazione, nel senso si fa veramente inclusione, si riesce a far capire anche ai ragazzi quanto tutti siamo diversi e dobbiamo comunque coesistere fin dalla scuola, fin da quando sono piccoli, quindi iniziare già dalle elementari a fare questi progetti di integrazione è importantissimo, perché se no cresciamo sempre con questo aspetto che tu ti senti più forte e per farti vedere meglio agli occhi degli altri te la prendi col più debole e vai a sfogare lì. Invece appunto se già dalla scuola, la famiglia, ma dalla scuola nel senso ci sono questi progetti, i ragazzi crescono già con una mentalità differente. Crescono culturalmente e anche nel rispetto della persona. Perché prima di tutto le barriere sono mentali, prima che fisiche. Finché non abbattiamo le barriere mentali non si possono abbattere quelle fisiche. E dove le abbattiamo più di tutto? Nelle scuole. È là che dobbiamo parare. Allora andiamo a vedere questa Sara e Alessia, questa guida a Pordenone. Andiamo a vedere. Amici, siete mangiati un Pordenone? Ve la facciamo scoprire noi. In un itinerario accessibile in sedia a rotelle. Da dove partiamo, Ale? Passeggiando nella sua via principale con i nastri in su, per non perderci istanti palazzi affrescati. Raggiungiamo l'antica loggia comunale, il simbolo del centro storico di Pordenone. Prossima tappa? Piazza 20 settembre, in cui s'affaccia la biblioteca civica, sorta all'interno dell'ex convento dei Domenicani. Ragazzi, il mio stomaco brontola, urge tappa cibo. Volentieri, Ale. Pranziamo all'Osteria Antico Burchiello. Qui si possono gustare specialità della tradizione friulana e veneta. Ok, sono sazio, riprendiamo il tour. Perdendoci tra le vie laterali, attraversando Piazza della Motta e fiancheggiando la Chiesa del Cristo. Arriviamo al parco.
il Museo Internazionale del Fumetto. Un museo con un allestimento multimediale interattivo incentrato sulla diffusione della cultura del fumetto. E per terminare, bellezza amici, passeggiatina al tramonto sul ponte Adamo ed Eva. In descrizione tutte le info sull'accessibilità dei luoghi. Allora, abbiamo visto Pordenone, però poi vedremo anche Oderzo, questa guida con queste due sorelle meravigliose. Ma a Possanio e Canova ci siete state? Sì, siamo state in Gipsoteca e abbiamo visitato l'ala ottocentesca e bellissima, bello. Invece l'ala scarpiana no, perché ci sono dei gradi, 1, 2, 3, tipo 2, 3, e una parte della casa del Canova. Però è sempre bello entrare. E cosa ti piacerebbe vedere, che non sei riuscita a vedere al Canova? Dai. L'ala scarpiana? Sì, ma qualcosa che non è accessibile, che vorresti che diventasse accessibile. Ma quello è difficilissimo. Chiediamo, dai. Logicamente il tempio sarebbe bellissimo che fosse accessibile, però là sfondiamo una porta. Non si sa mai, non si sa mai. Si apre una porta ma si sfonda anche un portone. Sindaco, come commenta? Che hanno pienamente ragione, è un obiettivo, un sogno che abbiamo anche noi, che non è un sogno in realtà. L'opera del Tempio, che è l'ente, la fondazione che gestisce il Tempio, ha già messo su terra un progetto approvato dalla sovrintendenza e adesso stiamo recuperando i fondi per creare appunto delle rampe che rendano accessibile anche il Tempio, perché lo diciamo, continuiamo a dirlo, non è assolutamente giusto che chi ha difficoltà motorie non possa accedere al Tempio, ma questo vale per chi è in carrozzina, ma vale anche per un anziano che vedo anche gli anziani del mio comune fanno fatica la domenica ad andare a messa, perché quella è la nostra chiesa parrocchiale, ad andare a messa, e quindi se ci fossero delle rampe sicuramente avrebbero più facilità o riuscirebbero addirittura ad andare, cosa che oggi non fanno. Allora, Sindaco, lo dico io allora. Io penso che la politica, lo dico quasi tutte le mattine, Sindaco Favero, dovrebbe essere come un buon padre di famiglia, vedere e capire cosa veramente ha bisogno il proprio territorio, come fate voi. Ecco, le necessità sono dare servizi alle persone. Allora, invece di parlare sempre di infrastrutture gigantesche, che magari delle volte servono a pochi rispetto ai bisogni di altri, che sono tanti, dovrebbero imparare ad avere rispetto di queste fragilità e investire su questo. Prima perché abbiamo dei posti meravigliosi, come hanno spiegato Sara e Alessia, che devono essere a disposizione di tutti, perché è un bene che appartiene a tutti. Secondo, perché a mio avviso c'è sempre stata poca sensibilità da parte anche dei precedenti governi, ne abbiamo 70, pensate, siamo quasi a 70 governi, che hanno, invece di investire su quello che era proprio il servizio alla persona, sono andati tutti da un'altra parte. Adesso c'è un caos, avete sentito cosa sta succedendo, Sindaco, con gli appalti e subappalti a ribasso. Sentirete cosa salterà fuori, il lavoro nero, ecco, materiali veramente scarsissimi, proprio perché appunto c'è questa forma proprio di non controllo su quello che è invece un bene comune, che è l'infrastruttura che tu fai. Ecco, io penso che, Sindaco, sarebbe ora di finire di parlare dopo che ci sono i morti. La prevenzione va fatta prima, però tante parole poi nei fatti non ce l'abbiamo. Siamo nel 2024, andiamo nella luna perché qualcuno ha tanti di quei soldi che non sa neanche più come spenderli e non riusciamo a mettere in sicurezza le persone anche nel lavoro, le persone quando escono di casa. Sindaco, ecco, lei fa parte di un centrodestra. Una volta si diceva la sinistra, vedrete quando comanderemo noi. Ma mi sembra che non è che vanno così bene le cose per noi parlo in generale. Cosa dice, Sindaco?
Allora dico che sicuramente non sono passaggi che si possono fare in 2 giorni, ma l'obiettivo deve essere sicuramente quello di focalizzare le risorse come dicevi bene, nelle vere necessità, perché io penso anche ai fondi PNRR, quando sono stati distribuiti, come sono stati pensati all'inizio questi fondi PNRR, poche sono state le risorse dedicate all'accessibilità, per dire, quindi per dare la possibilità anche alle amministrazioni, ma non solo alle amministrazioni, a tutte le attività anche commerciali, civili, di rendere accessibili i propri luoghi. Quindi questa è stata secondo me una lacuna enorme della distribuzione delle norme, diciamo della grandissima entità di soldi che è arrivata con il PNRR. Dobbiamo rimediare, bisogna che chi oggi è al governo giustamente prenda per mano anche queste situazioni e le risolva. Ripeto, non sono cose che si fanno tutti i giorni, sicuramente la strada intrapresa secondo me è quella giusta, però bisogna cominciare a correre, ecco, questo sicuramente. Però Sindaco Favero, dobbiamo anche, io penso sono stata la prima a parlarlo, e non è per vanteria ma è la verità, quando ho detto che forse anche in Europa, perché i soldi sono là, arrivano da là, dobbiamo mandare delle squadre competenti, bravissime, non fatte di trombati. Io sono stata una delle prime a usare questa parola, nel vero senso della parola, purtroppo molti di questi, eppure abbiamo delle eccellenze nel territorio di studiosi, di ricercatori, di scienziati, che possono veramente fare delle squadre importantissime, ma se le segreterie dei partiti non riescono a capire che arrivare in Europa vuol dire arrivare con persone competenti, e voi state attenti perché fra poco si andrà a votare, vi dico svegliatevi, ma svegliatevi veramente e cercate di capire chi dovete votare, perché è molto importante. Perché le abbiamo queste figure, Sindaco? Noi le abbiamo queste persone meravigliose. Io ho dei ragazzi che creano delle start-up incredibili, bravissimi. Abbiamo ricercatori, scienziati, studiosi, ingegneri, gente che parla dell'intelligenza artificiale come fosse una cosa quotidiana, perché sanno di cosa parlano, perché sono molto preparati. Ecco, forse queste le segreterie dovrebbero iniziare a capire, di mandare le persone competenti, squadre competenti, come fanno anche dei paesi vicini a noi, tipo la Spagna, che riesce a spendere tutto quello perché presenta progetti, anzi rilancia, perché hanno squadre fantastiche. Questa è la verità. E noi, Sindaco, prego. No, hai pienamente ragione, bisogna mandare gente competente, ma gente anche che ha, come si diceva poco fa, la capacità di capire quali sono le esigenze del territorio, perché se mandiamo a legiferare persone che del territorio, delle necessità del territorio sanno poco o nulla, o come funziona la dinamica di costruzione di una norma che vada a dare beneficio alle necessità del territorio, allora abbiamo perso. E quindi è fondamentale capire che anche le prossime elezioni europee sono elezioni importanti. Non possiamo pensare perché spesso viene pensata alle elezioni europee come qualcosa di distante, sì vabbè, ma vanno là a Bruxelles, cioè, posso mandare chiunque. Non è vero, assolutamente, va mandata gente competente che sappia difendere l'Italia, che sappia difendere i nostri cittadini, che sappia difendere le nostre peculiarità, perché vediamo cosa sta succedendo anche adesso con l'agricoltura. Cioè è un disastro, perché spesso e volentieri chi legifera non sa nella realtà come poi si declinano quelle cose, e quindi si arriva a dei contrasti tra la realtà e ciò che viene legiferato. No, anche perché qualcuno se la prende con la von der Leyen, con l'Europa, ma in Europa abbiamo anche i nostri parlamentari pagati anche profumatamente che firmano. Non è che noi in Europa non ci siamo, perché va detto anche questo, noi abbiamo i parlamentari, prima non c'è trasparenza, non sappiamo mai cosa fanno. Ecco, se qualcuno vuole spiegare che forse un po' di trasparenza non farebbe male anche a noi, visto che li abbiamo anche votati, perché li abbiamo anche votati, non sarebbe male. Però non si sentono mai, non si vedono mai. Ma soprattutto, ecco, quando firmano, far capire che c'è anche l'Italia che firma, che non è che noi siamo solo qua, siamo anche in Europa con queste squadre. Sara, cosa vuoi dire tu, proprio in base alla politica, a questa politica che deve accelerare con persone competenti e brave? Guardate anche voi cosa siete riusciti a fare. È possibile che prima nessuno ci abbia pensato a questo? Prego, Sara. Sì, probabilmente magari qualcuno ci ha pensato, ma magari non era
l'obiettivo in quel momento, perché come diceva bene anche il sindaco, si pensa tanto in grande, o invece devi basarti sulle necessità vere delle persone, ascoltare il territorio, così effettivamente riesci a portare dei risultati concreti. Alessia, cosa vuoi aggiungere? Bisogna avere anche delle persone che sono non studiate, che hanno studiato per vedere le necessità delle persone. Sapere di cosa si tratta. Di sapere cosa si tratta, anche una piccola necessità di una persona con disabilità, magari le persone, una che non ti conosce magari non sa che necessità ha quella persona in specifico, o anche il bisogno che ha in quella persona specifico, non lo so. Bisogna vedere, le persone devono anche essere, devono anche aver studiato per aiutare tutte le persone in generale. E ricoprire il ruolo che ricoprono, perché sei competente, posso dare il mio contributo. Perciò in Europa vanno mandate delle persone veramente all'altezza e competenti per portare a casa quello che abbiamo bisogno noi. Ecco, questa è la verità. Ma forse anche questi sindaci bravi che dovrebbero essere premiati di più, sindaco Favero, perché sì, adesso c'è il terzo mandato al di sotto di un certo numero di abitanti, non vale per un certo numero invece di città molto importanti, oppure per la regione, anche se io sono dell'idea, sindaco, lo dico da mesi, che aria fresca fa sempre bene a mio avviso, perché morto un papa che ne fa un altro, morto un re che ne fa tre, perciò non è detto che quella persona, anche se è brava, non ce ne sia una dopo che magari è anche stimolata di più e può essere brava lo stesso, perché noi sono convinta che ne abbiamo tanti di bravi, ma non vanno avanti perché sono i soliti, ma sei bravo, chi se ne frega, e proviamo un altro de bravo, visto che ce li abbiamo, un'altra squadra. Lei cosa dice, sindaco Favero? Io sono anch'io dell'opinione che un limite ai mandati sia necessario, nel senso che addirittura per i comuni sotto i 3.000 abitanti come il mio adesso hanno messo il limitato, che può avere un senso perché a volte nessuno vuole candidarsi perché sembra tutto bello farlo il sindaco, ma in realtà ci sono molte responsabilità e molte difficoltà da risolvere con poche risorse, e quindi magari a volte diventa anche frustrante. Ma io invece sono convinto veramente che sia necessario, sia una questione anche proprio di democrazia, il fatto di avere dei limiti al mandato, proprio per non creare quelle situazioni che ingessino, incancreniscano dei rapporti, no? E quindi nel momento in cui c'è il limite sicuramente c'è una nuova proposta, si può avere qualcosa di nuovo, che poi a volte può essere migliore, a volte può essere peggiore, a volte può essere semplicemente diverso, e quindi secondo me è fondamentale avere un limite. Dopo adesso che siano 2 o 3 mandati, questo non cambia molto, però un limite deve esserci, ecco. Grazie sindaco, a questo punto devo andare assolutamente in pubblicità. So che devo salutare il sindaco perché se ne deve andare, però vediamo sindaco se riusciamo a fare l'ultima telefonata con lei, con Annalisa da Preganziol. Vai Annalisa. Io sono Annalisa che ho telefonato ancora che la dottoressa non vuole venire fuori e neanche farmi delle ricette dei pannoloni. Va bene Annalisa, farò la segnalazione. Ecco, devo fare anche questo, faccio la segnalazione. Ascolti. Ho chiamato anche il sindaco, ma proprio mi sembra di essere peggio del peggio. Va bene Annalisa, mi informo. Grazie infinite, siete una squadra potente, grazie infinite, buona giornata. Lascia il tuo numero giusto, per carità, perché delle volte lasciate il numero, io chiamo e non mi rispondete, ma il numero è sbagliato. Sindaco, come ci saluta? Ha sentito fatalità questa telefonata?
Questi sono i drammi servizi sociali, territoriali e vai. Prego, sindaco. Questi sono i drammi reali del territorio, nel senso queste sono le necessità che bisogna conoscere per cercare di risolvere, nel senso che anche i medici di base sono pochi, nel senso che sul territorio sono sempre meno e quindi c'è la difficoltà ad avere un rapporto diretto, veloce, che ci dia risposte, necessarie come quelle della signora, evidentemente. Allora, sindaco, invitiamo queste sorelle meravigliose, Sara e Alessia Michelon, fondatrici di Ruote Libere, a Possagno? Certo che sì, volevo appunto chiudere invitandole di nuovo a Possagno e rivisitare la gipsoteca, magari speriamo con quantomeno l'avvio dei lavori per le nuove rampe del Tempio, se riusciamo a trovare questi benedetti soldi per farle, e sicuramente offrirò ad entrambe un buono spritz. Grazie, salutiamo il sindaco Valerio Favero, sindaco di Possagno, secondo mandato centrodestra. Si ricandida, sindaco? Mi mancano ancora 3 anni e mezzo del secondo mandato, quindi prima finisco il secondo mandato. Grande sindaco, ma noi facciamo prevenzione intanto, si chiama prevenzione politica. Grazie veramente al sindaco Valerio Favero, mi saluti tanto anche il nuovo CDA di questa importante fondazione Canova, ecco, fatta da persone veramente importanti. Mi saluti tanto la dottoressa Mascotto, un numero 1 veramente, che so che è rimasta al suo posto perché ha una preparazione veramente incredibile. Me la saluti veramente tanto a nome di tutta Sveglia Venete. Grazie a lei, sindaco Favero, e buona giornata. Grazie. Grazie a te e grazie a voi di tutto quanto. Grazie sindaco. Allora Alessia, so che prossimamente sarai a Villa Margherita inclusiva, perché fanno parte anche loro, sono state inserite le associazioni, abbracciano le associazioni per ricordare, perché anche loro hanno tanto da dire nel ricordare questi passaggi. Lei è stata anche la Madonna con San Giuseppe, per far capire l'importanza della fragilità e di diversamente agili. È vero Alessia, cosa hai provato? Ecco, cos'è questo ricordo per te? Per me è un ricordo molto significativo, perché ho provato tanta felicità e di effettività. Grazie ancora della bella opportunità che mi ha dato la Mirella di fare la Madonna. Perché con San Giuseppe numero 1, il nostro Fulvio. È un bambino un po' nero. È un bambino, sì, da una coppia di, come possiamo dire, con un colorito chiaro, con un bel bambino nero, però tutti stiamo andando, come l'hai fatto? Le vie del Signore sono infinite, era un presepio vivente, perciò può succedere anche questo. L'importanza era divertirsi e capire l'importanza delle fragilità, che sono delle persone come tutti noi, che si muovono solo in maniera diversa. Cosa vuoi dire, Sara? No, esatto, queste sono proprio delle iniziative per provare ad abbattere quelle che abbiamo detto prima essere le barriere mentali, quindi quelle più difficili da scardinare. Anche semplicemente con questo presepio in cui c'erano delle persone con disabilità, una persona comunque di colore, praticamente lo specchio della società, e ti fa capire, ti fa avvicinare, ti fa capire che al centro di tutto, come si diceva, ci sono le persone. E basta. Allora andiamo a vedere anche questa guida a Oderzo e poi la commentiamo. Andiamo a vedere. 5 luoghi poco conosciuti, ovviamente accessibili nella provincia di Treviso. Dai che andiamo a scoprirli. Iniziamo proprio da qui, da Oderzo. Una città che offre un affascinante mix tra storia e cultura. Qualche esempio? Piazza Grande, dalla sua particolare forma palcoscenico. Le sue vie, i suoi portici affrescati, gli scavi archeologici e il relativo museo che testimoniano l'antico passato romano della regione. A soli 10 minuti da Oderzo troverete la chiesa dei Templari di Ormelle. Un antico edificio religioso risalente al XIII secolo. Lasciatevi trasportare indietro nel tempo, immaginando le storie dei cavalieri templari che un tempo qui si riunivano. La chiesa dei Templari è un tesoro nascosto che offre un'atmosfera intima, proprio come quella che si respira nel più piccolo comune della provincia di Treviso, Porto Buffolè. Con i suoi angoli
così autentici e suggestivi è uno dei borghi più belli d'Italia. Dalla pianura ci spostiamo ora sulle colline del Prosecco, nel borgo degli Angeli. Siamo a Tovene, una frazione di Cison di Valmarino. Qui più di una trentina di figure angeliche animano e decorano le antiche vie del paese. La nostra ultima tappa ci conduce a Pedralba, all'Oasi Lippo. Qui potrete godervi una rilassante passeggiata scoprendo la flora e la fauna locali. È un paradiso naturale sulle sponde del fiume Piave. Amici, come avete visto, Treviso custodisce gioielli completamente accessibili. Salvate questo reel per immergervi anche voi in luoghi culturali, storici e naturali della nostra provincia. Ricordatevi di seguirci per scoprirne molti altri. Allora, Alessia Parti, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto 5 luoghi, partiamo nel presupposto che questo video, questo reel l'abbiamo fatto per il progetto Veneto Creator. E abbiamo visto 5 luoghi molto diversi, abbiamo visto Oderzo, Ormelle, Porto Buffolè, Cison e Pedralba, che è il nostro paese. Che è il nostro paese dove viviamo. Abbiamo visto 5 cose diverse, quindi abbiamo visto un museo, una chiesa, non sapevamo neanche dell'esistenza della chiesa dei Templari a Ormelle, comunque bellissima. Che è bellissima, è vero. E anche siamo rimasti sorpresi perché siamo ritornati il borgo degli Angeli a Cison di Valmarino, che siamo rimasti sorpresi perché diciamo nel percorso ci sono tutti gli angeli sui muri, quindi è stato molto bello ritornare a Cison di Valmarino. Avete capito che bella sequenza di immagini, anche se non le abbiamo viste tutte, ma lei le ha spiegate anche molto bene. Ecco Sara, l'importanza di far capire anche la bellezza del territorio anche a tanti nostri concittadini che non conoscono, che non riescono a capire che forse basta fare pochi chilometri per avere la bellezza in assoluto. Siamo montagne, laghi, mare, pianure, proprio non sai dove, e soprattutto con queste chiese meravigliose, molte volte purtroppo chiuse, questi musei, delle volte non sappiamo neanche che ci sono questi musei. Ecco l'importanza invece di far conoscere. Sì, davvero, nel senso, noi, a parte che la nostra regione veramente, come dicevi tu Mirella, ha tutto, è bellissima, nel senso, ci giriamo e abbiamo meraviglie ovunque, ma questo in tutta Italia. E tante volte si va tanto distanti, ma davvero non ci rendiamo conto di quanto poco basti magari fare 2 chilometri e ti trovi queste meraviglie. Quindi davvero guardiamo anche il territorio che abbiamo attorno, non lasciamo sfuggire. Anche queste cose che abbiamo visto sono tutte in provincia di Treviso. A pochi chilometri da casa? E sono solo alcune delle tante cose che abbiamo. Quindi è importantissimo anche, come diceva il sindaco prima, che queste siano fruibili a tutti, perché anche una semplice rampa non è necessaria solo per una persona con disabilità, non va ad aiutare solo una persona in sedia a rotelle, ma anche un anziano, una mamma o un papà con un passeggino, con un bambino in passeggino, uno che magari temporaneamente ha un gesso, quindi rendere tutti i luoghi accessibili, fruibili a tutti è un gran vantaggio, perché come dice la Ale, dove passo io passano tutti. Bravissima. Ascolta a lei, se poi sentiamo anche Sara, se adesso ci fosse la Premier Giorgia Meloni di fronte, cosa chiederesti a Giorgia Meloni, Alessia? Una cosa proprio che vorresti... Oddio, che facesse, lavorasse, mettesse anche dei soldi per l'accessibilità. Sara? Nel senso, la cosa importante è cosa gli chiederemmo. È difficile questa domanda perché ci sono tante cose, però sì, di trattare il discorso di accessibilità dell'inclusione non come un corollario, come un argomento da trattare per ultimo, no, perché trattare l'accessibilità e l'inclusione
è la prima cosa per cambiare la società, per portarci verso l'inclusione. Quindi trattarlo come uno degli argomenti essenziali e principali, sì. Noi assieme ad altri argomenti di meno spessore, ma sì, di uno spessore. Si tende anche perché nel nostro paese abbiamo così tante cose belle in ambito turistico che potremmo davvero vivere di turismo. Certo. Quindi non è da sottovalutare questo Non a caso aspetto. ci chiamano il bel paese. Non a caso. Allora, io so che tu devi darmi qualcosa, Alessia, cosa mi devi dare? Questo è per te. Questa è per me, guardate che regalino, mi fanno sempre i regali quando vengono. Che bella l'agenda 2024, guardate che bella, con la penna, che la Mirella le perde sempre, perciò sono sempre utili, non so mai dove che va a finire le penne, bellissima anche l'agenda, grazie tesoro, grazie veramente, grazie anche a te Sara di questo pensiero veramente gradito alla Mirella e soprattutto ecco, di far capire che la Premier dovrà ascoltarci perché noi arriveremo alla Premier. Non so quando, non so come, ma vi posso garantire che la Premier Giorgia Meloni avrà la fortuna di conoscere queste realtà, questo ve lo prometto io. Grazie ragazze, grazie buon lavoro, a presto, ci vediamo a Villa Margherita Inclusiva con le associazioni, abbracciano le associazioni per ricordare anche la politica che non siamo soldati semplici, ma siamo veramente tosti. Grazie, grazie, pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Tommaso Razzolini, consigliere Regione Veneto Fratelli d'Italia, grazie a Tommaso Razzolini di essere qui con noi e saluto anche da Milano il professore Emanuele Massagli, ricercatore in didattica e psicologia. Grazie anche a lei professor Massagli di essere qui con noi, di essersi collegato, mi fa molto piacere. Allora inizierei proprio dal professore Emanuele Massagli, didattica e psicologia. Ecco, questo binomio molto importante che però facciamo fatica a capire dove arriva la didattica e dove inizia la psicologia con la didattica. Ci spieghi qualcosa, professor Massagli, visto anche gli esempi che abbiamo nelle scuole, all'esterno delle scuole, ma anche la solitudine di questi giovani, ma anche dei diversamente giovani, dei bambini. Cosa sta succedendo con le fragilità che dovrebbero essere al primo posto per l'ascolto? Prego, professor Massagli. Sì, buongiorno. Nel mio caso è didattica e pedagogia, però provo comunque a rispondere alla domanda con un'osservazione. Chi si occupa oggi di scuola o anche di università, comunque di formazione coi giovani a tutti i livelli, questo certamente vale anche con le persone meno giovani, però è più evidente soprattutto quando si ha a che fare con i giovani, si accorge che accanto alle nozioni, all'insegnamento di natura prettamente tecnica, sempre di più c'è bisogno di un'attenzione educativa verso i ragazzi e le ragazze, quindi un'attenzione alla dimensione psicologica, perché sono anni in cui vi è una fragilità molto evidente da parte dei nostri giovani, che li rende spesso spiega i motivi di alcune difficoltà anche nei contesti formativi, quindi sul rendimento scolastico e universitario. E la difficoltà non è solitamente da ritrovarsi in una incapacità o in qualche disturbo legato all'apprendimento nel senso proprio cognitivo e psicologico del termine, ma le difficoltà spesso sono da ricercarsi in contesti extra ai processi neuronali, cioè che hanno a che fare con l'insicurezza che vivono i giovani in questa fase, con spesso con una assenza di motivazioni rispetto allo studio e anche una difficoltà a trovare educatori e adulti che sappiano stimolare la naturale propensione del giovane a imparare, a essere curioso, a volere guardare al futuro. Molto spesso questa voglia di futuro
sembra essere un po' anestetizzata. Allora, chiunque abbia un compito educativo, sicuramente gli insegnanti a scuola o in università, ma in un certo senso un compito educativo ce l'hanno tutti gli adulti che hanno a che fare con i giovani, ma anche i media, penso anche a una trasmissione come questa o alla TV. Chiunque abbia un compito educativo rispetto ai giovani oggi, secondo me è chiamato a non concentrarsi sempre solo sul negativo, ma a provare ad aiutare i ragazzi a far evidenziare, a far riflettere sul positivo che esiste, proprio per rimotivare una voglia, una grinta di conquistarsi la realtà. Allora, non so se lei, professor Massagli, ha visto la prima parte con Sara e Alessia Michelon, queste due sorelle che hanno inventato questo progetto, fondatrici di Ruote Libere, per far capire l'importanza di sentirsi normali, di accedere anche alla bellezza del territorio, poter visitare, e hanno creato questo. Ma dovevano essere loro oppure ci doveva pensare qualcun altro a dare il giusto rispetto alla parola diversità, fragilità, professor Massagli? Loro hanno dovuto inventarsi questo progetto meraviglioso e soprattutto essere ascoltati da chi doveva ascoltare anche prima. Prego. No, c'è una responsabilità che è delle istituzioni indubbiamente, e però è bene che ci sia anche la responsabilità dei cittadini quando le istituzioni sono lente o sono silenti. Una responsabilità delle istituzioni perché ormai nei contesti sociali, ma anche scolastici e lavorativi, l'inclusione è una parola che non si può più evitare. Una volta, anni fa, si parlava di inserimento, poi c'è stata una lunga stagione negli anni 80 e 90 in cui si è parlato di integrazione, da qualche anno si parla di inclusione e, forse questo è il futuro, sempre di più di personalizzazione. Questi termini non sono solo un vezzo contenuti, un vezzo terminologico, ma identificano un'attenzione che deve avere il legislatore a tutti i livelli, dal Parlamento europeo fino al comune, nel far sì che ognuno possa essere valorizzato per quello che è, quindi non debba essere penalizzato per stati di situazioni personali che possono essere, non so, disturbi sindromici, possono essere disabilità fisiche o possono essere anche stati temporanei di natura psicologica. L'inclusione quindi e la personalizzazione che è nell'evoluzione dovrebbe essere alla base di qualsiasi intervento politico e normativo, anche perché proprio pensando ai più giovani, a dire il vero, oggi non esiste più, come poteva essere anche solo 20 anni fa, la situazione tipica di un giovane o di una giovane cresciuta in una famiglia di genitori italiani che hanno un lavoro sicuro e che segue la scuola senza problemi fino all'età del diploma, eccetera, eccetera. Cioè non esiste più quella che una volta si chiamava pedagogia generale, ma sempre di più la pedagogia è speciale, cioè sempre di più si ha a che fare con situazioni che non sono mai ordinarie o uguali una con l'altra. Le classi delle scuole hanno molti ragazzi con disturbi dell'apprendimento, ci sono i ragazzi con disabilità, ci sono le persone con svantaggi di natura socioculturale e linguistica, ci sono giovani che vivono situazioni familiari difficili, per cui chi è educatore non si ritrova più di fronte a una situazione media uguale per tutti con qualche eccezione, ma l'eccezione è diventata la regola, e di questo, che è anche uno stimolo interessante, però di questo si deve accorgere anche il legislatore quando progetta la città e quindi l'accessibilità agli ambienti, quando progetta il servizio pubblico, quando immagina le scuole, quando fa i servizi sociali. Molto chiaro, la ringrazio professor Massagli per far capire l'importanza di dare il giusto valore all'ascolto delle fragilità, investire, fare prevenzione aiutandoli. Allora, consigliere, cosa ci racconta e come commenta le parole del professor Massagli? È molto importante che il legislatore capisca l'importanza del territorio, di quello che hanno bisogno, soprattutto le fragilità che sono i bambini, i giovani, i diversamente giovani.
Quello che posso dire è che comunque, come diceva il professore, è vero, è un'evoluzione in continuo, quindi di anno in anno e di periodo in periodo comunque si capiscono e magari nascono delle situazioni nuove che prima magari non si conoscevano, e quindi bisogna aggiornarsi costantemente in base alle necessità che la nostra società ci pone. Sicuramente oggi, come dice il professore, non c'è solo un caso particolare all'interno delle classi, ma ci sono varie situazioni portate appunto da tutta una serie di fattori collegati allo studente, ai giovani che influiscono, e su questo bisogna assolutamente attivarsi. Per quanto riguarda il discorso di prima con le ragazze, anche noi in amministrazione comunale, quando ero ancora assessore, abbiamo portato avanti il PEBA, che è un piano per le barriere architettoniche, proprio per cercare di dare una mano al genitore che ha la carrozzina piuttosto che alla persona che è sulla sedia a rotelle, quindi su questo è anche importante. Quindi bisogna sicuramente che le istituzioni facciano la loro parte. Ovvio che i problemi sono tanti, le necessità sono tante e le risorse sono quelle, quindi poi il legislatore e soprattutto chi oggi guida un esecutivo, guida un governo, deve fare delle scelte, e purtroppo sarebbe bello accontentare tutti, ma non sempre si può, quindi bisogna cercare di trovare il giusto equilibrio per comunque dare ascolto a queste persone fragili, ma allo stesso tempo anche far quadrare tutta una serie di conti che permettono di far tenere in piedi una macchina amministrativa in questo caso. Un'altra cosa, Razzolini, molto importante è capire l'importanza che ha questa parola, che è prevenzione. Il professor Massagli ha parlato della parola inclusività, da poco si inizia a usare questa parola, per fortuna, della parola comunità. E siamo nel 2024, io penso che sia molto importante parlare di queste parole fondamentali, soprattutto dello sport, che è stato inserito nel 2023 nella Costituzione, però tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché ancora molte scuole non sono attrezzate, molte scuole non hanno la possibilità di far fare dello sport a ragazzini anche molto piccoli. Io dico sempre che si dovrebbe iniziare dall'asilo, perché questi bambini hanno bisogno di muoversi. Abbiamo un problema di obesità che comincia veramente a preoccupare i pediatri. Ecco, perché si investe così poco sull'utilità invece della persona, dare servizi alla persona, ascoltare i bisogni dei propri cittadini e del popolo italiano? Prego. Oddio, a livello sportivo credo che comunque le varie amministrazioni comunali, io parlo anche come Consiglio regionale, abbiamo approvato il bilancio lo scorso anno, che è appunto quello preventivo per quest'anno, dove sono stati inseriti dei fondi per l'edilizia sportiva, quindi per le attrezzature sportive, e è stato dato comunque un maggior finanziamento rispetto l'anno precedente per quanto riguarda lo sport. Poi le amministrazioni comunali in primis sono impegnate a cercare di far sì che le strutture possano tenere aperto. Noi abbiamo avuto il problema in questi anni, in questi ultimi 2 anni, del costo del riscaldamento, della corrente, quindi quelle spese che hanno mandato fuori per fuori i bilanci comunali. Penso ai comuni che hanno in gestione le piscine comunali, oppure che hanno altre strutture energivore, dove effettivamente è molto difficile poter reggere con i bilanci comunali a questi costi. Non è facile, bisogna comunque cercare di trovare una quadra, e su questo ovviamente bisogna chiedere anche un aiuto a chi è il governo, anche se è vero che oggi comunque per fortuna i costi sono scesi, quindi il lavoro è stato fatto in questi anni del governo Meloni, dove appunto il costo energia è stato in diminuzione rispetto a quello che avevamo trovato quando il governo era salito, e quindi su questo per fortuna un po' la situazione è andata in positivo. C'è da dire che lo sport è prevenzione, questo è vero. Cosa può fare un'amministrazione
per favorire lo sport, quella di cercare di far sì che le famiglie, quando devono andare a iscrivere un bambino o una bambina, abbiano un costo dell'iscrizione e poi di conseguenza degli affitti eccetera il più basso possibile. Quindi l'amministrazione comunale ogni anno a bilancio sicuramente mette tanti soldi per le palestre, per le piscine, per lo stadio comunale. Questo comunque comporta dei costi abbastanza importanti all'interno di un bilancio, ma che poi va a finire sicuramente sui minori costi che hai sul sociale, perché quando appunto un ragazzo gli dai la possibilità e lo dai anche alla famiglia, perché poi i costi sono sempre importanti, perché quando poi è vero che un giovane viene iscritto a un'attività, magari l'associazione dice però quanto ci costa l'affitto della palestra, però tendenzialmente quell'affitto lì, io vedo nel mio comune ma anche in tanti altri, è un affitto che non è il costo veritiero, perché già comunque ci sono dei soldi a bilancio, nell'approvazione del bilancio dei comuni, dove sono inseriti per abbassare, se non di metà, un terzo del costo dell'affitto vero e proprio, dei costi che ci sono. Quindi comunque le amministrazioni su questo sono impegnate, quindi secondo me non è vero che non c'è un aiuto, si può sempre fare di più, però bisogna sempre fare i conti con le risorse che si hanno. Sì, però vede Razzolini, io sono un ragazzo che vado a scuola, una ragazza che va a scuola, una persona, io ho bisogno di essere ascoltata, non devo essere fortunata di vivere in quel paese, in quella città, perché ho un'amministrazione sensibile. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto e lo sport mi aspetta di diritto, ma lo sport è costoso, l'ha detto il presidente del CONI, Dino Ponchio, qui da me. Ecco, è la regione che contribuisce meno in Italia, la regione Veneto, come fondi a queste discipline, allo sport, l'ha detto lui qua. Allora c'è qualcosa che a parole sì, ma nei fatti poi la regione Veneto è molto indietro rispetto a altre regioni proprio come contributi allo sport. Allora c'è qualcosa che non torna. Cosa dice Massagli? Prego, come commenta anche le parole del consigliere Razzolini? Prego. Sì, ok, non vi vedevo. No, lo sport è, da un punto di vista, il valore dello sport non è tanto, io adesso questo lo dico più dal punto di vista pedagogico, non è tanto connesso al tema pure rilevante del risultato sportivo e di un segnale di valore e competizione di un paese rispetto a un altro. Il valore dello sport più importante è proprio nella fase educativa, nella fase scolastica. Per questo la diffusione non solo di strutture, ma di una cultura dello sport sarebbe molto rilevante, e forse facciamo fatica ancora a raggiungerla nel nostro paese, perché la sfida non è tanto quella di avere società competitive, ma quella di far sì che lo sport diventi veicolo di educazione, di formazione, perché è un'occasione preziosa per conoscere se stessi, conoscere il proprio corpo, per misurarsi in situazioni competitive protette in ambito scolastico. Noi purtroppo lo releghiamo anche in ambito scolastico spesso a qualcosa di serie B, ma nella formazione del giovane in realtà dovrebbe essere una materia con la stessa dignità delle materie fondamentali, e se fosse vista in quest'ottica è chiaro che anche gli investimenti che a tutti i livelli si possono fare avrebbero tutta un'altra centralità e tutta un'altra pregnanza, mentre spesso finisce per essere più un argomento da lasciare in fondo alla rubrica delle cose da fare. Però, professor Massagli, noi parliamo di persone che non hanno voce in capitolo, sono le fragilità che abbiamo sentito prima, sono i diversamente giovani, sono i bambini, sono i ragazzi che molte volte si ribellano, hanno il coraggio anche di fare degli atti molto, anche a vista di molti, anche non tanto qualificabili, per far capire che loro vogliono cambiare registro, che credono nelle loro manifestazioni per migliorare la qualità della vita. È quello che voglio, un ambiente più sano, più pulito,
ecco, Razzolini come interpreta, ecco, perché si ascoltano così poco? Perché loro lo dicono, ascoltateci, loro vogliono essere protagonisti, vogliono essere intrigati, non possono essere sempre i soliti noti che parlano, dobbiamo ascoltare anche loro, farli parlare, capire dove si può aiutarli. Sì, non giocano, sì, ma dammi il gioco che mi interessa, non puoi pretendere di fare tu sempre da capo squadra e di dirmi sempre tutto quello che devo fare. Io devo sbagliare per imparare, devo avere una disciplina, devo avere delle regole del gioco, invece queste regole non ci sono. Prego. Allora, io mi collego con quanto diceva il professore, che condivido, nel senso che spesso, magari in Italia particolarmente, cerchiamo sempre di avere il figlio che poi deve essere il giocatore di Serie A, piuttosto che la medaglia d'oro, piuttosto che altre situazioni, quando in realtà lo sport è proprio importante, perché uno si deve porre gli obiettivi, deve cercare di raggiungerli, ma soprattutto anche fa squadra con tutti gli altri compagni della sua squadra, quindi anche una situazione di far capire cosa vuol dire fare aggregazione e anche relazionarsi nel gioco di squadra, e quindi sapere che comunque fai parte di un meccanismo dove non sei solo tu, ma ovviamente devi far andare tutti gli ingranaggi dei tuoi colleghi per portare a casa il risultato, oltre poi anche un benessere fisico e psicologico che lo sport ti dà. Quindi assolutamente condivido questo che diceva il professore. Allora, le amministrazioni tendenzialmente, quando fanno le scelte, ascoltano sempre le associazioni, tendenzialmente dovrebbero ascoltare le associazioni sportive e le necessità che hanno, nel senso che io domani non è che, se sono assessore allo sport di un comune, mi vedo arrivare 2 giovani che vogliono un campo da tennis perché loro hanno la passione del tennis, ma se io capisco che nel mio comune non c'è una richiesta e soprattutto non c'è una struttura associativa che dopo domani mi va a tenere in piedi questa struttura, come faccio a fare un investimento se dopo non ho una copertura di chi mi segue la cosa? Quindi sì, bisogna sempre stare un po' attenti alle varie richieste che devono anche essere supportate, quindi ovviamente da amministratore pubblico devo sempre poi riscontrarmi con una visione delle cose a medio-lungo termine, perché gli investimenti li posso fare, però dopo la cosa deve stare in piedi, perché se li faccio perché ho delle richieste per far contento qualcuno, ma se poi una volta che ho fatto contento questo qualcuno non mi sta in piedi la struttura, è un problema. Quindi io devo fare gli investimenti considerando che poi devono reggere nel tempo, se no questo è un problema. Per quanto si parlava prima, no, dei giovani che non vengono ascoltati, allora una cosa molto importante, visto che si parlava, forse se ne è parlato anche a Sanremo eccetera, l'impegno dei giovani in politica, e questo è bene dirlo. Se un giovane non viene ascoltato e ha varie idee e l'amministrazione non lo sa ascoltare, esiste anche il fattore di mettersi in prima persona e di proporsi e di avere una visione del mondo, del paese, dove insieme magari ad altre persone si può condividere e ci si può anche proporre come alternativa per la guida del proprio comune, come la guida di qualcosa anche di più grande, ma tendenzialmente si parte dalle amministrazioni comunali, ma anche a livello associativo. Cioè, ho un'associazione che magari è vecchia a livello di idee, a livello di innovazione, che non riesce a capire magari le realtà più giovani, mi propongo all'interno dell'associazione. Cioè, non basta lamentarsi senza poi creare una proposta. Quindi questo è un messaggio di stimolo che voglio dare ai giovani, perché io sono convinto che ci sono tantissimi bravi giovani che hanno voglia di fare impegno, però bisogna anche concretizzare, quindi non solo una fase critica seppur costruttiva, non è che voglio che le critiche siano tutte negative, critica seppur costruttiva, ma poi anche di essere in prima persona e cercare di cambiare le cose, perché se abbiamo una politica giovane, se abbiamo un associazionismo giovane, cosa che non è così scontato, anzi le associazioni purtroppo si stanno invecchiando molto, ma se riusciamo a inserire i giovani in queste realtà creiamo un futuro. Se i giovani in queste realtà non ci entrano, un po' alla volta viene meno tutto, perché il futuro comunque è collegato io in questo momento sono ancora giovane,
fra 20 anni non lo sarò più e quindi ci sarà bisogno di un altro trentenne che in qualche modo entri nelle varie situazioni per creare futuro, ma è così, è un cerchio, cioè è un giro. Te lo dica le segreterie dei partiti, ecco, la vostra forse... la nostra però forse a qualche segreteria di partito forse dovrebbe sentire le parole di Razzolini e inserire questi giovani, che sono anche bravi e preparati a mio avviso e soprattutto avrebbero anche voglia di cambiare le cose. Cosa dice il professor Massagli? Prego, come commenta le parole di Razzolini? Sono d'accordo. Guardi, io non so se è verissimo che i giovani non siano ascoltati nel nostro paese, cioè, o meglio, noi purtroppo tendiamo ad ascoltare solo qualche giovane, però insomma abbiamo appena finito la rassegna musicale più importante del paese, dove per quanto in un contesto nostalgico che si rifaceva e aveva bisogno ancora di cantanti, di canzoni degli anni magari 70-80, però dove i giovani che hanno cantato, dove le persone che hanno cantato in buona parte sono giovani e dove questi giovani hanno espresso pubblicamente alcune posizioni, alcune criticate, altre meno. E il problema è che noi tendiamo a dare magari visibilità o pensiamo che quella sia necessariamente la gioventù e poi magari non ci accorgiamo delle istanze dei ragazzi che sono della scuola del nostro paese o ci concentriamo solo sui messaggi più facilmente polemici e negativi dei giovani e non riusciamo a guardare a tutto ciò di positivo nonostante le lentezze delle amministrazioni, qualche volta della politica, delle associazioni, però nonostante tutto ciò che è positivo che i giovani fanno tutti i giorni nelle nostre comunità, a livello di associazioni poco note, a livello di comunità, a livello di oratori, a livello di società sportive, no? Per cui preferiamo dipingere il giovane come sempre scontento, comunque sempre incompreso, senza magari osservare e valorizzare la fantasia e le iniziative che arrivano dai giovani e che sono estremamente interessanti. Guardi che l'imprenditoria giovanile, soprattutto nel nord-nord-est, è comunque ancora oggi una dimensione molto interessante. Imprenditoria a tutti i livelli, che va dalla riscoperta della dimensione agricola in chiave moderna fino all'apertura anche semplicemente di negozi che magari lavorano con la tecnologia o che riscoprono in chiave moderna alcuni mestieri. Io difficilmente vedo approfondimenti giornalistici o pomeriggi televisivi dedicati a questo. Molto più facile che magari si parli della dichiarazione del cantante sulla politica o le critiche che si possono avere al governo o alle istituzioni internazionali. Però c'è anche tutta un'altra componente di giovani estremamente interessante che meriterebbe di essere raccontata, un po' quello che tu fai tutti i giorni con la trasmissione, no? E di essere valorizzata, che è assolutamente, che merita assolutamente la nostra attenzione. Le due ospiti che io ho avuto prima sono due ragazze giovani che hanno creato loro qualcosa che le amministrazioni pubbliche non hanno fatto e che mi sembra sia qualcosa di estremamente interessante. Non è l'idea di due settantenni, è l'idea di due ragazze giovani, tra l'altro in situazioni anche magari apparentemente di difficoltà, proprio perché inascoltato, proprio per alcune difficoltà di natura fisica. Questo mi sembra un aspetto molto interessante e che merita di essere valorizzato di più. Poi c'è tutto il discorso ovviamente dei diversamente giovani, o meglio, di chi magari non è più giovane anagraficamente, ma è giovane nella motivazione, nella fantasia e nella creatività, che però poi magari apriamo un'altra volta. Allora, professor Massagli, però c'è anche un altro però, nel senso che noi abbiamo sentito, visto che lei ha parlato di Sanremo e di questi cantanti giovani,
questo ragazzo che ha avuto il coraggio di dire mi fermo, non ce la faccio più, non riesco a reggere la popolarità. Ecco, ci vuole anche coraggio, perché nel momento che sei arrivato dici no, adesso mi fermo, non ce la faccio più. Ma forse questo dipende anche che una volta si otteneva il successo un po' passo alla volta, un pochino alla volta, facendo anche grandi sacrifici. Oggi ritroviamo dei giovani che dal niente diventano dei numeri uno, con dei numeri di persone che li seguono incredibili. C'è questo trapasso dal niente al tutto subito. Non è facile a gestire. Come lo spiega, professor Massagli? No, non è facile da gestire, però a dire il vero anche in passato, e anche la gioventù del passato aveva questi momenti di buio che non sono solo di oggi, pensiamo agli anni 90, non so, a Kurt Cobain, pensiamo ai momenti, alcune grandi famiglie imprenditoriali italiane, come i giovani hanno vissuto una situazione di fama e di ricchezza in modo distruttivo, per cui non è solo figlia di questi tempi la difficoltà nella popolarità o nella gestione di un'improvvisa ricchezza. Però quello che dicevo prima, ciò che sicuramente è molto evidente della generazione degli under 30 di oggi rispetto al passato è che questa fragilità è molto più diffusa, questa difficoltà è molto più diffusa. Questo apre delle grandi domande sulla responsabilità educativa degli adulti, sicuramente, però dall'altra anche qui provo a guardare l'aspetto positivo, non solo negativo, è che rispetto al passato non c'è, è più facile che si manifesti questa fragilità, che non ci sia un eccesso di vergogna nel tenerla nascosta, ma come è capitato nel caso del San Giovanni, insomma, del cantante, e come è capitato ma anche recentemente nel caso di alcuni sportivi famosi che si sono fermati proprio in ragione di una depressione più o meno clinicamente intesa. Ecco, rispetto al passato non c'è il timore di far vedere questa fragilità. Questo è un elemento che secondo me va valorizzato, perché è come se questo grido di aiuto e di comprensione che il più giovane può avere verso l'adulto, perché il giovane vive anche da un punto di vista proprio fisico, psicologico, una fase di cambiamento che lo espone molto di più ai momenti di demotivazione. È come se questo grido rivolto al mondo intorno, in primis agli adulti, oggi fosse un po' più visibile che in passato, e questo ancora di più responsabilizza gli adulti a non chiudere gli occhi, a non girarsi dall'altra parte. Sentiamo come commenta Razzolini, ecco, lei che è sempre vicino a tanti giovani, che ci parla, anche i voti sono arrivati anche da loro, io lo so per cosa certa. Ecco, ma cosa dicono questi giovani quando vi incontrate? Cos'è che vorrebbero che lei facesse, oppure che la politica facesse, le amministrazioni facessero? Ma io parlerei della società, ecco, la società. Allora, io parto subito, nel senso che mi collego al discorso del professore, dove effettivamente, e anche al tuo Mirella, oggi è tutto più veloce. Perché la nostra dinamica di società è tutto molto più istantaneo, nel senso che magari prima, per diventare un cantante famoso, dovevi iniziare a girarti prima le sagre di paese, dopo le sagre un po' più grosse, dopo alcuni festival, e un po' alla volta sperare di avere la casa discografica giusta. Esatto, e quindi era un percorso che con costanza, passo dopo passo, facevi. Oggi la potenzialità e la viralità che ti danno i social ti permettono di essere conosciuto in breve tempo, quindi in minor tempo rispetto a una volta, e magari anche non gestire queste situazioni di relazione, perché oggi magari la nostra comunicazione, che ci vede sempre più individualista e solitaria tramite i social, non ci permette di creare dei rapporti umani e relazionali con le persone, e questo è un po' un problema che stiamo affrontando oggi, che non è da sottovalutare, anzi penso che sia uno dei problemi maggiori del disagio giovanile che
che viviamo in questi tempi. Per quanto riguarda i giovani, che diceva bene prima il professore, io un anno fa ormai, perché sono arrivato alla 10ª puntata, dove ogni mese, e le due ragazze che c'erano qui prima mi hanno dato lo spunto, Mirella, perché potrebbe essere la prossima puntata che farò, ho lanciato Storie di giovani, dove racconto praticamente le storie dei vari giovani che con la loro passione, con la loro voglia di fare, si sono creati un'attività lavorativa o completa, quindi che vivono grazie a quello, o comunque che gli permette lo stesso di avere una parte di reddito per sostenere il proprio tenore di vita. E quindi l'ultima storia abbiamo raccontato su una ragazza giovane di Montebelluna che è una pasticcera. Prima ancora eravamo arrivati alla ragazza della Malga, Scusa, ma dove raccontate queste storie? Sui social. Io ecco, per far capire come funzionano quei social. Questa è la mia possibilità per raccontare, anche sul sito internet in realtà ci mancherebbe, però sul sito chi mi entra molti meno rispetto che quelli che vanno nei miei canali social. E quindi praticamente il voler valorizzare dei giovani e dare un messaggio positivo, perché poi l'obiettivo qual è? Non solo di far vedere cosa fanno questi giovani, ma far vedere che ci sono dei giovani che chi magari riesce a prendere un bando regionale perché la regione finanzia, chi riesce magari a prendere un bando, ma comunque o con aiuto del pubblico o senza aiuto, la loro voglia, volontà e tenacia e idee che hanno li portano a perseguire una strada e portare a casa il risultato. Quindi anche un bel messaggio di stimolo che si dà ai giovani, dove non è tutto così grigio e triste questa vita qua, ma ci sono anche dei messaggi e delle persone che danno il giusto spirito di vedere le cose in maniera positiva, di essere ottimisti nonostante tutte queste difficoltà e comunque di andare avanti in questo verso. Quindi ogni mese racconto queste storie, tendenzialmente dei giovani a provincia di Treviso, perché se no girare tutto il Veneto è un po' difficile, quindi mi limito alla provincia. Però ecco, questa è una cosa bella, e se qualcuno anche ha qualche giovane da suggerire, ben venga, perché a me fa piacere, anche perché insomma quelli che conoscevo io un po' li ho esauriti dopo un anno che ci sto lavorando, e quindi avere appunto giovani nuovi. Basta che guardi Sveglia Veneti e vedrà che casi da mettere nei suoi social, ce ne sono tantissimi. Cosa ne pensa professor Massagli di questa idea che ha avuto Razzolini, ma soprattutto anche di proiettare questi giovani, farli diventare protagonisti, raccontarsi? Prego. Assolutamente. Sfidare i giovani, responsabilizzarli, oggi è assolutamente necessario, perché ahimè la tendenza che ciò che loro respirano nei contesti familiari e scolastici di solito e sempre più spesso è il contrario della responsabilizzazione. È o una solitudine, quindi una difficoltà a interfacciarsi, quindi sostanzialmente un pensaci affari tuoi, ci pensi da solo, o molto spesso, soprattutto nelle situazioni socialmente più ricche, un'iperprotezione, sia dal punto di vista, sia nel contesto familiare che spesso nel contesto scolastico, no? Che ha paura, fagli fare il periodo di tirocini, ha paura a fargli fare l'alternanza perché è pericolosa, ha paura a fargli fare attività extrascolastiche perché magari non studiano. Cioè noi dobbiamo superare una logica di ovattamento del giovane e sfidarlo nelle sue responsabilità. Questo a partire soprattutto dalle scuole superiori in poi, sfidarli, perché alcuni insegnamenti non si recepiscono stando davanti a una lavagna, ma si capiscono solo vivendo. Alcune competenze non si formano nella trasmissione frontale teorica, ma si formano solo in azione. Allora dobbiamo sfidare i giovani a questa responsabilità, che non vuol dire lanciarli nel nulla, ma accompagnarli perché si prendano sempre più responsabilità. Ma questo vale a tutti i livelli, lo deve fare la politica valorizzando, come si diceva adesso, le esperienze e i casi più interessanti dei giovani, raccontandoli agli altri, lo deve fare la scuola, non avendo paura che i giovani incontrino la realtà, perché l'incontro con la realtà è sempre importante e formativo quando guidato da un educatore. Devono avere le famiglie che devono magari sacrificare un po' di controllo scambiandolo con magari tempo di maggiore qualità insieme ai giovani.
Senta, professor Massagli, io ho sentito diversi ragazzi, sono stata invitata poco tempo fa su 2 istituti scolastici qui a Treviso e la parola che ho sentito è quello che ho sentito da alcuni giovani purtroppo, perché come ho detto prima parlano sempre i soliti noti, mentre dovremmo dare la parola anche a loro, come dice lei, no a qualcuno, ma chi ha voglia di parlare, di lasciarlo parlare. Siamo anche in democrazia, io penso che sarebbe molto importante ascoltarli, tanti di loro che hanno magari, basta che apri il rubinetto, loro ci sono, c'è niente da fare. E hanno chiesto, ma perché anche nel pomeriggio la scuola non è aperta, dove possiamo ritrovarci, creare anche delle cose nostre? Ecco, noi vediamo questi laboratori che sono diventati magazzini nelle scuole, io li ho visti, ecco, laboratori che sarebbero molto importanti, i giovani non trovo spazio, ma perché la scuola non si apre? Oppure, come dico prima, devo essere fortunata ad avere quei docenti che fanno teatro, che fanno musica. E non è possibile, perché sono ancora chiuse molte scuole, oppure portami i progetti che non verranno mai letti perché è un impegno leggere il progetto, vuol dire mettersi in prima linea. Cosa dice professor Massagli? Poi sentiamo anche Razzolini. Allora, io sull'apertura pomeridiana e serale delle scuole non sono del tutto convinto per una ragione, perché la scuola è d'accordo con l'aprirsi al pomeriggio o alla sera se c'è lì l'insegnante o ci sono lì gli insegnanti che usano quei momenti come modalità per fare ancora una volta scuola, ma in orario non scolastico. Ecco, allora se deve essere questo, tanto vale che sia chiusa. Quindi è una questione aprire la scuola perché i giovani possano loro sperimentare la loro iniziativa e quindi magari testare un po' di imprenditorialità o sfruttare gli spazi per ritrovarsi. Una questione è che la scuola sia aperta perché così i genitori sanno che c'è un posto sicuro dove ci sono i ragazzi e i ragazzi sono seguiti dai propri docenti. No, oggi i nostri ragazzi hanno bisogno di meno scuola intesa come la lezione e hanno bisogno molto di più di fare esperienze significative in prima persona. Se l'ambiente, diciamo, il contesto fisico della scuola diventa un'occasione perché loro si mettano alla prova individualmente, collettivamente, ma da soli, allora benissimo che le scuole stiano aperte. D'altra parte, perché no? Le scuole sono di tutti, perché non sono mica del dirigente scolastico, le scuole sono dello Stato, per cui è bene che, come tutti gli spazi pubblici, perché no, possano pensare di essere aperte anche al pomeriggio e alla sera, fermo restando il controllo dell'utilizzo idoneo degli spazi. Ma se si intende tenere aperte la scuola come ulteriore occasione di lezioni, no, allora direi di no, perché noi abbiamo il dramma di giovani che sono istruiti, cioè seguono la scuola perché è obbligatoria, e tendenzialmente un giovane oggi, anche se con qualche anno di ritardo, però arriva al titolo di studio secondario superiore. Quindi noi oggi abbiamo una platea di giovani che sono tutto sommato istruiti ma non sono educati, cioè sono molto deboli su tutto ciò che non è cognitivo, su tutto ciò che ha a che fare nel rapporto con gli altri, nel rapporto con gli adulti, nel rapporto con la comunità e nelle competenze di natura trasversale. Allora abbiamo bisogno che si alleni questa dimensione. Cosa ne pensa Razzolini delle parole che sono perfettamente d'accordo, una scuola aperta ma gestita dai ragazzi, responsabilizzandoli, ecco, perché veramente gli spazi sono sempre molto pochi rispetto a quello che loro vorrebbero, anche per creare. Allora, a tenere aperta una scuola sicuramente avrà poi varie problematiche a livello di qualcuno che segue questi ragazzi, perché poi loro sono all'interno di una struttura comunale, provinciale, regionale, quello che è, e quindi ci sono anche delle responsabilità. Se qualcuno si fa male, di chi è la responsabilità, e dopo è sempre pronta la causa per cercare di magari anche portare a casa dei soldi da quello che è successo. Quindi su questo bisogna veramente stare attenti, perché poi bisogna sempre avere una persona che segue, un docente, un responsabile, quindi secondo me è giusto che la scuola stia aperta la mattina per fare lezione, se ci sono dei rientri il pomeriggio, se poi
È vero che tante scuole avranno lo spazio sportivo, ci sono le associazioni che fanno attività nelle scuole, penso a quelle provinciali che hanno le palestre più grandi, ma anche a quelle comunali, quindi in qualche modo aperta, ma come diceva il professore è bene che questi ragazzi inizino a affrontare la vita e a confrontarsi non con il mondo interno, che ci sono dentro gli spazi scolastici, ma con quello esterno. E quindi l'alternanza scuola-lavoro, gli stage, magari il trovare un lavoro, non mezza giornata, meno qualche oretta o nei fine settimana per provare a capire cosa vuol dire portare a casa una prima busta paga tramite il cameriere, robe di questo tipo, cioè interfacciarsi con quella che è la realtà, piuttosto che magari anche attività sportiva, fare teatro, avere delle iniziative loro, provare a concretizzarle nel mondo dell'associazionismo, nel proloco, in altre situazioni. Quindi io credo che la scuola vada bene, però sì, perché se uno si confronta con la società esterna inizia a ragionare con le persone, a capire un po' il mondo come funziona e inizia ad avere una visione delle cose molto più aperta rispetto che nell'ambito scolastico, che è fondamentale e importante per dare le basi, gli indirizzi ai giovani, ma poi questi vanno aperti e confrontati a 360 gradi nella vita comune della società. Abbiamo Leone a Trebasele, che Leone sei riuscito a prendere la linea adesso, vai. Dai, ce l'ho fatta. Grazie Mirella. Buongiorno, saluto i tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, qui in questo paese, Mirella, questa scuola non cambia perché ci sono pochi soldi. Ma in questo paese sai cosa avremo bisogno? Avevo bisogno di un Navarni che venisse a dire a tutti lo spreco e lo sperpero che c'è in questo paese. Siccome che non abbiamo uno coraggioso come Navarni che ci viene a dire i problemi di questo paese, noi continueremo a avere la scuola che è un disastro. Abbiamo visto in Campania una scuola che era stata alluvionata nel 2020 e ancora adesso nello scantinato c'è ancora il fango. 4 anni, ma non è possibile. Qui responsabilizzare i ragazzi, qui c'è tutto il paese da responsabilizzare. Abbiamo visto in Sicilia una ferrovia che era caduto alcuni massi, che c'era poco da fare. Sono anni che è chiusa. Che andassi io da solo con una vanga, lo farei in 2 giorni, metterei a posto la cosa. E non c'è nessuno che lo fa. Perché? Perché non c'è responsabilizzazione, non c'è. La gente se ne frega, non so io che specie di paese. C'è un anziano che va in ospedale e torna a casa e trova la casa occupata. Ma dove siamo? E questo chiama i carabinieri, non succede niente, finché non arriva un telegiornale che ne parla, allora dopo qualcuno si muove. Ma non è possibile questo paese. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone Razzolini, da politico come commenta la telefonata di Leone? Il signore Leone ha detto una cosa molto corretta e giusta dal mio punto di vista, che quando poi succede qualcosa non bisogna sempre aspettare che sia l'istituzione pubblica o qualcun altro a fare delle risposte e a sistemare la situazione, ma deve esserci una comunità. Cioè, quando c'è un problema, in questo caso sul fango, sulla scuola, eccetera, cioè deve essere tutta la comunità di quella frazione, di quel comune ad impegnarsi, anche con l'aiuto e il sostegno dell'amministrazione pubblica, dello Stato e di tutto quello che ne consegue. Però, cioè, capisci Mirella che se succede qualcosa e noi singoli cittadini ce ne freghiamo, non possiamo pretendere che sia qualcun altro a fare, perché lo Stato siamo noi. Cioè, lo Stato e l'istituzione pubblica è rappresentato da noi e se noi non siamo dei buoni esempi nel nostro piccolo, come facciamo a pretendere che chi oggi ci guida faccia meglio? Cioè, alla fine la politica comunque è una rappresentanza della popolazione, quindi non è che bisogna sempre pensare che sia colpa
dell'altra persona, che l'aiuto deve arrivare dagli altri, sempre, cioè, e questo per fortuna in Veneto vedo che è un po' diverso rispetto a altre situazioni, nel senso che se succede qualcosa la gente è pronta a rimboccarsi le maniche e a sistemare e a darsi da fare per cercare di ripristinare la situazione, ma questo deve essere lo spirito, non possiamo sempre dare colpa al prossimo o pensare che la cosa non ci intanga, cioè, noi invece dobbiamo impegnarci e essere pronti in prima linea se c'è bisogno di un aiuto. E allora se noi iniziamo a ragionare così e la società ragiona così, possiamo aspettarci di migliorare e avere una strada buona e positiva, ma se no cioè non mi va di quello che si lamenta non facendo nulla e dopo si lamenta perché lo Stato e il pubblico dovrebbe fare, ma se è lui il primo a non darsi da fare, cioè alla fine lo Stato siamo noi, questo è il punto, Mirella. E in effetti lo dico sempre io che lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa. Allora, siccome abbiamo avuto Valerio Favero, sindaco di Possagno, questa mattina, vorrei anche far vedere e sentire la reazione di Sgarbi, come ha reagito, e sentiamo e poi commentiamo. Andiamo a sentire. Non metterò più piede a Possagno e non parlerò mai più con il sindaco. Il mio rapporto con Canova finisce qua. Dopo la decisione del comune di Possagno di destituire Vittorio Sgarbi dalla carica di presidente della Fondazione Canova, il sottosegretario alla cultura risponde annunciando le sue dimissioni con effetto immediato e irrevocabili da presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte dello scultore. Incomprensibili per Sgarbi le motivazioni del sindaco Valerio Favero, soprattutto se legate agli insulti al giornalista di Report che tanto stanno facendo discutere. Erano insulti tra l'altro rubati, perché non era un'intervista, era una telecamera che rubava quello che io dicevo a due cretini, per cui se uno pensa, vabbè, ma d'altra parte siamo abituati, sono persone piuttosto rozze, mi pare che soprattutto loro hanno un problema fondamentale, che una fondazione autonoma e significativa come la Fondazione Canova è del tutto subalterna sul piano operativo alla sovrintendenza, per cui loro non potranno comunque rinunciare a me, ma se io avrei potuto in qualche modo essere utile non sarò più utile. L'amministrazione dunque avvisata da sottosegretario le occasioni per dire la sua su Canova non mancheranno, fa capire Sgarbi. Il sindaco ai nostri microfoni si è limitato a spiegare che già a ottobre, con la conclusione delle celebrazioni per Canova, si era aperta una nuova stagione. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina di nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Il grazie a tutti del sindaco non basta, la Fondazione per il critico d'arte si avvia a un futuro nell'ombra. Eliminando un presidente che è sottosegretario e che comunque ha un rapporto diretto con le attività operative, tu ti trovi con un qualunque manager, come vuoi chiamarlo, che dovrà superare molte difficoltà. Se poi uno non lo capisce, va bene, facciano quello che vogliono. Io a Possagno non ci metto più piede. Chiudendo così anche un capitolo umano, non solo professionale, si intuisce dalle parole di Sgarbi. No, sono amareggiato, sono come dire, ancora una volta convinto della mancanza di rispetto e di riconoscenza da parte di quelli per cui ha fatto tutto, ripeto, gratis. Il vicepresidente era pagato come sindaco, io ho fatto il presidente 5 anni gratis. Prima si ringrazia, poi si nomina un nuovo presidente. Io ho sempre il motto, morto un papa gliene fa un altro, morto un re gliene fa 3. Allora Azzolini come commenta questa uscita, queste espressioni veramente a volte che fanno molto riflettere, perché era un'istituzione, rappresenti un'istituzione, prego. Io quello che posso dire è che conosco il sindaco Valerio Favero e credo che se abbia fatto questi ragionamenti, queste scelte siano fatte con cognizione e con un ragionamento che ci sta dietro, quindi non sono cose fatte a caso. Io adesso non conosco la situazione da dentro, quindi vado male anche a esprimermi e a raccontare come sono le cose perché non le conosco. Conosco Valerio e quindi credo che se abbia fatto delle scelte siano supportate da delle valide ragioni del perché le ha fatte, ecco. Quindi insomma poi credo che Sgarbi ha tantissime altre cose da fare, da ricoprire, ruoli da portare avanti, quindi insomma non credo che per forza di cose
gli manchi il fatto di essere presidente della fondazione, con tutto il rispetto per la sua cultura, per la sua capacità e i suoi studi che ha sempre fatto, portato avanti, ci mancherebbe, non voglio denigrare assolutamente nessuno, ma credo insomma che il sindaco abbia fatto con cognizione questa scelta. Allora, professor Massagli, la comunicazione, i gesti, le parole, l'esprimersi, quanto importanti sono, specialmente se ricopri un ruolo istituzionale importantissimo? È molto importante, sei ascoltato, sei guardato, sei osservato, lo sai, eppure vai oltre. Prego. Adesso non so se il riferimento sia alla figura di Vittorio Sgarbi. In generale, i politici che si comportano male, che parlano male. Però ci sono due situazioni diverse. Una è il politico che si comporta male perché non è preparato, perché non è empatico, perché è arrogante, e questa è una situazione umana che probabilmente caratterizza la persona anche prima dell'essere politico, e poi chiaramente con i poteri connessi alla politica può esasperarsi. C'è questa fattispecie, ma ce n'è anche un'altra, quella del politico che ha un atteggiamento più o meno ironico, più o meno aggressivo, più o meno urticante, non per una magari indole, ma per una strategia comunicativa, perché insomma la politica è fatta anche di visibilità, è fatta anche di riuscire a far parlare di sé, e per far parlare di sé ci sono tanti modi. Uno può essere quello di fare cose interessanti, nuove, innovative, che piacciono a tanti, l'altro è tenere una posizione più o meno controcorrente, più o meno fuori dalle righe, per far parlare di sé proprio volutamente aizzando la polemica. È chiaro che è molto più bravo il politico che riesce a far parlare di sé perché fa qualcosa di nuovo e di giusto, piuttosto che il politico, ma così come tutte le persone che hanno visibilità, che fanno parlare di sé per una strategia comunicativa che magari gioca sulla polemica, e direi che Sgarbi entra più nella seconda fattispecie che nella prima, cioè non credo sia una questione solo di indole, ma sia anche una questione di calcolo. Ahimè, però in questo non aiuta neanche la comunicazione, Mirella, non aiuta neanche il servizio che fa un media come la TV, in questo caso, perché spesso la comunicazione e i giornalisti sono molto più attenti alla polemica che nel raccontare ciò che funziona e ciò che è stato fatto di buono, e quindi naturalmente chi vive di visibilità e di consenso qualche volta cede a questa logica e preferisce la polemica al lavoro silenzioso, e questo ahimè però è un livello che interroga un po' tutti. Molto, molto importante. Ringrazio il professor Emanuele Massagli, ricercatore di didattica, specialmente in pedagogia, di essere stato con noi. Grazie Massagli. Però l'ultima domanda a Razzolini gliela facciamo, apre gli occhi perché sa benissimo che c'è questo terzo mandato o quarto mandato per qualcuno. Ecco, noi vorremmo anche capire com'è la situazione, perché ci riguarda tutti, anche perché io sono per l'aria fresca, volti nuovi, persone nuove, anche con stimoli nuovi. Prego. Allora, sarà la commissione che sarà chiamata a votare questa settimana, se non sbaglio, per il terzo mandato, e quindi bisognerà capire, quello che mi pare di percepire non credo che venga dato, nel senso che sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, ma anche il PD non sono favorevoli al terzo mandato. Io non lo ero manco per il terzo mandato di sindaci, perché credo che per chi ha un ruolo di governo e è la punta del governo, dell'esecutivo, quindi non chi fa parte del legislativo, che può essere un consigliere, un parlamentare, ma chi proprio riveste un ruolo importante dove fa delle decisioni, dopo un periodo credo che sia giusto anche dare un cambio, anche perché oggi noi ci lamentiamo che ci sono tanti giovani che magari non si dedicano a far politica. Allora è vero che sotto i 5.000 abitanti, che su alcune situazioni non è facile trovare i giovani che si mettono, ma abbiamo anche altre situazioni dove abbiamo nei comuni giovani che da 10 anni hanno un'esperienza di giunta, o magari 5 di consiglio, 5 di giunta, che hanno voglia, che sono importanti, che hanno voglia di fare un passo avanti, e si trovano
giustamente, sì, giustamente, insomma, magari non proprio così giustamente, il sindaco che si vuole riproporre, quindi come fanno ad andare contro il loro sindaco? Cioè è un po' una situazione, io credo che sia giusto dopo 10 anni di dare comunque un cambio anche per avere un po' di aria fresca, ma sempre con gente comunque che fa parte o della squadra, o magari se la squadra non ha funzionato dell'opposizione, ma gente dentro che si dà da fare. Quindi io credo che per chi riveste ruoli di governo un limite di mandati sia corretto. Questa è una mia visione delle cose per l'esperienza, insomma, per quello che ho vissuto io e per come un po' la vedo. Adesso sarà la Commissione a pronunciarsi a riguardo o meno del terzo mandato. E anche le elezioni europee che saranno molto importanti. Non solo le elezioni europee, ma anche 55 comuni per la provincia di Treviso, mi pare a Vicenza sono sulla 70, insomma poi le altre province non le conosco bene, ma ecco, e sicuramente le elezioni europee che saranno molto importanti, perché poi in base a come andrà in Veneto ci sarà un indirizzo o meno alle politiche. Abbiamo capito che Fratelli d'Italia non solo era il primo partito in Veneto, ma il Veneto è stata la regione dove Fratelli d'Italia ha fatto il miglior risultato di tutto il paese, di tutta Italia. Adesso vedremo le europee come andrà, ma io sono convinto che avremo sicuramente candidati capaci per fare questa campagna elettorale, insomma, che si meritano pieno sostegno. Ecco. Abbiamo sentito qualcosa anche questa mattina, grazie a Tommaso Razzolini, Grazie, consigliere Mirella, della Regione Veneto di Fratelli d'Italia, e grazie ancora al professore Emanuele Massagli di essere stato con noi. Pubblicità.
siamo con Paolo Tonini in presenza, vice sindaco Campo San Martino, Lega, perciò abbiamo sentito Fratelli d'Italia con Razzolini, con Tommaso Razzolini, ma anche con Marina Marchetto Aliprandi sabato. Adesso sentiamo dall'altra parte invece cosa ci dice Paolo Tonini. Non l'ultimo della classe di sicuro in Lega, è stato sindaco, fa parte sempre della politica della Lega, ma cosa sta succedendo nella Lega? 2 leghe, 3 leghe, 4 leghe, ecco, cioè queste divisioni con Zaia, con Salvini, con Stefani, con Marcato. Dai Paolo, vediamo Paolo Tonini cosa ci racconta questa mattina. Intanto buongiorno a tutti i tuoi telespettatori e a te Mirella. In Lega cosa sta succedendo? Credo sia in una fase di riposizionamento la Lega, cioè ci sono dei percorsi che nei partiti avvengono. Adesso c'è una situazione molto particolare, siamo in attesa appunto delle elezioni europee dove molto probabilmente non riusciremo a confermare diciamo, la performance che abbiamo avuto alle ultime. Anche se credo che abbiamo le nostre carte da giocare, siamo comunque sempre il partito territoriale che salvaguarda gli interessi locali e su questo ci dovremmo misurare. Siamo alleati con dei partiti con cui governiamo sia centralmente a Roma e anche nelle varie regioni. Credo che finalmente però si sia riusciti a incardinare alcune tesi, vedi l'autonomia, finalmente si è riusciti a incardinarla e per la prima volta si è riusciti a fare dei provvedimenti, anche se sono abbastanza limitati rispetto alle aspettative di partenza nostre, però andiamo avanti, insomma, andiamo avanti, finalmente si riesce a parlare delle autonomie, tanto invise ai nostri amici del Sud, ma per motivi diciamo che spiegheremo un po' più in là. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno all'ex sindaco. Buongiorno. Approfitto della sua presenza perché sicuramente è un politico di vecchio corso. Ecco, parliamo sempre di sprechi in Italia, di non serviti, andiamo magari a dire che la sanità non funziona, questo non funziona, però io è una vita che dico che anche gli enti locali non funzionano, a parte che sono il primo anello vicino al cittadino, però quando si farà la riforma degli enti locali si potrebbe dare molti più servizi, mentre abbiamo paura di perdere i campanili. I campanili esistono da millenni, i campanili non si devono abbattere, ma si devono unire le forze per dare più servizio al cittadino. Ecco, volevo il suo parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, prego Paolo Tonini. Sì, allora, la riforma degli enti locali, sicuramente il nostro paese è un paese che da sempre ha una storicità nel senso dei vari comuni e così via. L'unione dei comuni chiaramente l'unità dei comuni o l'unificazione o fare dei comuni di livello un po' più grosso deve sicuramente però partire dalle richieste delle cittadinanze, perché ci sono comuni che se anche piccoli funzionano molto bene. Certo che poi è sempre una questione di risorse. Chiaramente sono le risorse quelle che fanno la differenza. Mettere insieme più enti locali, diciamo più comuni, potrebbe avere un risparmio in termini di risorse umane però. Cioè, si potrebbe, che ne so, anziché avere in 5 comuni che si uniscono 5 ragionerie, si potrebbe avere una ragioneria unica che fa le stesse funzioni e così via. Per cui è una cosa, secondo me si possono unire più che i comuni, cioè la soluzione è quella di unire i servizi fra i comuni. Ecco, questo sarebbe una bella battaglia da portare avanti perché se si riesce a mettere insieme più chiaramente ci vuole una anche direzione che arrivi un po' anche a livello governativo, diciamo, in questo senso qua. Però io sarei più che per unire i comuni, più per unire i servizi. Però io ho tanti sindaci, perché io devo dire che li invito tutti quelli che riescono ad arrivare e trovo
ancora molti campanili. Ecco, non riescono a capire, ecco, l'importanza invece dell'unione, come dice anche Gianfranco Valeri, più risorse. Molti dicono non è vero quello che si dice, bisogna rimanere col nostro campanile nel territorio. Come commentiamo allora, Paolo Tonini? Allora, perché guarda, non si va da nessuna parte? I campanili ci sono, cioè è una realtà. Cioè noi lo vediamo, il mio comune è fatto di 3 frazioni, capoluogo più 2 frazioni, e poi degli altri borghi. Cioè ogni borgo ha le sue istanze, ogni campanile ha le sue istanze. Se tu fai una roba da una parte, l'altro dice cioè, esistono, per cui è inutile che vogliamo così. Esistono ed è anche giusto forse che ci siano, ognuno tiene prima di tutto la sua famiglia, in secondo luogo la sua località dove vive e così via. Secondo me si possono superare con quanto dicevo prima, insomma, ecco, mettere insieme le forze sui servizi che si forniscono. Cioè, secondo me si può lavorare molto in questo senso qua e deve essere però coordinato, diciamo, minimo a livello regionale o provinciale, se arriveranno le province. Si arriveranno, perché ancora c'è un punto di domanda molto importante. Sono in embrione, diciamo. In embrione. Beh, io sono dentro col Banco Solidale, ne so qualcosa. Allora, però, Paolo Tonini, quello che vorremmo anche capire è che i fondi del PNRR, che soprattutto all'inizio sembravano, andavano nel terzo settore, che il terzo settore vuol dire 360 gradi, tutto e più, ma fragilità. Poi abbiamo visto invece che hanno preso altri percorsi più strutturali, che invece servizi alle persone, che era quello che aveva bisogno il nostro territorio. Visto che siamo anche una popolazione che sta invecchiando, c'è una denatalità che spaventa tantissimo, eppure non si riesce a capire l'importanza di dare servizi alle persone. Noi abbiamo sì le infrastrutture bellissime, però all'interno non c'è il personale. Allora io mi domando, la programmazione su quello che veramente serve, su quello che posso fare io nel mio territorio con questi fondi, vale di più la persona o vale di più l'infrastruttura, il business? Abbiamo visto cosa è successo anche recentemente. Prego, Tonini. Beh, guarda, Mirella, noi il mio comune nel proprio piccolo sta portando a casa la realizzazione di una casa di comunità, che è il luogo dove sarebbe il piccolo pronto soccorso territoriale, diciamo, no? Questo nasce dal Covid, dal periodo Covid, perché si è capito finalmente che bisogna avvicinare i servizi alla cittadinanza. Ecco, quindi i fondi che sono stati necessari per garantire questa sono stati recuperati proprio grazie al PNRR, quindi una parte sicuramente va verso la sanità e verso il sociale. Gestione diversa, è vero, cioè, sempre c'è la possibilità di effettuare dei miglioramenti. Io però dico questo, cioè, credo che con le ultime elezioni politiche ci è stato dato un segnale molto chiaro, cioè di interruzione col passato. Certo che adesso, a poco più di un anno da quello che è la nuova governance nazionale, cioè, non puoi pensare di aver risolto tutti i problemi, quindi è una strada che va gestita lentamente, cioè i cambiamenti ci sono, arriveranno. E se diciamo la situazione regge anche economica come sembra, al di là dei tanti problemi, stiamo riuscendo a contenere, insomma, la crisi meglio di altri stati dell'Europa. Credo che forse nel futuro avremo qualche segnale un po' più interessante. Allora saluto anche il dottor Tullio Franceschini, che è collegato con noi da Valdobbiadene, psicoterapeuta, psichiatra e criminologo, per commentare, ecco, questa confusione che veramente riguarda le fragilità. Abbiamo dei suicidi anche qua nel Veneto che fanno paura, abbiamo i diversamente giovani che veramente avrebbero bisogno di tanto aiuto alla persona e non viene dato perché mancano fondi, mancano soldi, ma sono fragilità da supportare. Ecco, cosa vede? Questi femminicidi che aumentano, gente fuori di testa. Avete sentito cosa è successo anche l'altro giorno, questo marito, questa ragazza che ha ucciso proprio i familiari, la mamma, i fratelli. Ma cosa sta succedendo, dottor Franceschini? Se il progresso porta a questo, meglio che torniamo indietro che invece andare avanti. Prego.
Purtroppo ci sono degli aspetti del progresso che andrebbero valorizzati perché sono molto importanti e altri che andrebbero lasciati sicuramente. E diciamo che lei ha parlato di suicidi, di giovani e di femminicidi. Sono tre problemi intimamente connessi ma molto diversi. Il problema del suicidio, che purtroppo io credo che sia ineliminabile, ma bisogna cercare di fare il possibile per ridurre il numero dei suicidi. Purtroppo sappiamo bene come è stata ridotta la sanità pubblica e questo non può che avere delle conseguenze negative sul numero dei suicidi. Purtroppo i colleghi psichiatri delle strutture pubbliche non sono in grado di fare il loro lavoro come dovrebbero farlo per delle carenze enormi. Cioè, i numeri sono, io non li ho, ma comunque li ho sentiti, sono spaventosi. Cioè, c'erano dei servizi che avevano, faccio per dire, 10 persone, se ne trovano 5. Allora, se già era difficile prima con 10 psichiatri fare un lavoro, com'è possibile riuscire a fare lo stesso lavoro? No, con 5, con 2, ho sbagliato, con 2. Cioè, siamo in rapporto di 1 a 3, 1 a 4 rispetto a un tempo. Guardi, qui nella provincia di Belluno c'erano, io sto parlando da Belluno, c'erano 3 servizi psichiatrici, adesso ce n'è uno solo. E non parliamo del numero degli psichiatri che c'erano prima complessivamente nella provincia, di quanti ce ne sono adesso. Sono pochissimi. Quindi o si decide che le risorse vanno in una direzione o si decide che le risorse vanno in un'altra. Ma sicuramente se le strutture pubbliche non hanno risorse, i suicidi aumenteranno. D'altro canto i suicidi si ricollegano intimamente col problema dei giovani. Per esempio, durante il lockdown si è sempre pensato, e anche giustamente da un certo punto di vista, alla salute in termini di salute fisica, ma pochissime persone hanno parlato della salute in termini psichici, perché la salute è comunque da anni, decine di anni, che è stato stabilito non solo che è un bene di tutta nella nostra nazione costituzionalmente garantito, ma è anche un bene che riguarda la salute fisica, psichica e anche sociale. Ecco, e veniamo qua al punto. Naturalmente sto andando molto velocemente perché altrimenti dovrei fare una conferenza di 10 ore. E qua ci colleghiamo direttamente nell'ultima parte, cioè la salute come problema sociale, ci colleghiamo direttamente ai giovani e voglio spalancare una porta che a quanto pare non si sa perché resta chiusa. Sta succedendo in questo momento, in questo periodo storico, una cosa assolutamente drammatica che fino a pochi anni fa si intuiva ma non era prevedibile, e cioè la dipendenza non solo dall'alcol, che quella la conosciamo da un sacco di tempo, non solo dalle droghe, ma anche da internet. Questa è una cosa terribile che sta succedendo, perché i giovani hanno in tasca una droga, e ripeto, hanno in tasca una droga che utilizzano quasi sempre senza nessun controllo, perché purtroppo i genitori dei nostri politici sono stati esautorati di fatto dalla loro funzione di patria potestà, e anche questa è una cosa gravissima. Stanno sviluppando sempre in maggior numero di casi una dipendenza da internet. L'altro giorno ho visto due coppie di genitori con dei figli altamente problematici che passano le giornate, non vogliono andare a lavorare, non vogliono andare a scuola, e passano le giornate su TikTok, su quel cavolo di quel che è. Cioè, questi ragazzi pensano che quella sia la realtà, è una cosa terribile. Ecco, quindi per i giovani sì, certamente facciamo qualcosa, ma dico, servono risorse, ma la prima cosa semplicissima da fare è ridiamo il concetto di patria potestà ai genitori e cerchiamo di limitare, come l'uso dell'alcol, sì, l'uso della droga, ma anche l'uso di internet. Guarda, a me il modello cinese fa orrore, dico orrore, ecco, però forse averlo detto in un'altra occasione,
il fatto che il dittatore cinese, perché abbiamo il coraggio di dire non in modo politicamente corretto che è un dittatore, ha deciso che i giovani cinesi devono vedere, adesso non mi ricordo più quanto, mettiamo 1 ora, 2 al giorno al massimo, internet, ma non è impossibile da fare. Certo, quando hanno 18 anni questo è impossibile, ma prima è possibile. Quindi i giovani stanno correndo un gravissimo pericolo perché sognano di essere come la Ferragni, di Fedez che è nullatenente, voglio dire, nullatenente, viene anche a raccontarci le palle di questo tipo, cioè, ma sarà anche vero, voglio dire, che è nullatenente, ma com'è possibile? Ecco, quindi i giovani hanno questi modelli, che sono modelli assurdi, sono modelli, cioè, al posto di fare una vita concreta. Cioè Sinner, per carità, siamo tutti contenti che abbia vinto, aumenterà il PIL, aumenterà l'afflusso al gioco del tennis, che era un po', diciamo, in declino, ma quello che io spero è non che Sinner diventi il primo del mondo, io spero che 100.000 ragazzi comincino a giocare a tennis, perché è questo che fa bene. Ecco, grazie professore, veramente grazie per le parole che ha detto, ma l'importanza della politica in questo, perché parliamo delle stanze dei bottoni dove possono cambiare le regole del gioco. Io ho sentito il sindaco di New York che ha detto basta con questi social, basta con questi programmi. Allora Tonin, anche qua la politica deve dare un segnale, perché primo i sindaci sono responsabili della salute dei loro cittadini, sono loro i responsabili. Secondo, perché di sicuro questi ragazzi non possono veramente cambiare le regole del gioco da soli, anche se molti stanno mettendoci la faccia per un ambiente migliore, ma soprattutto qualcuno deve fermare, non si può sempre guardarsi da un'altra parte, bisogna programmare, non c'è stata programmazione su niente qua in Italia, qui non programmiamo, non si fa prevenzione, non si fa ricerca, si spendono soldi su cose inutilissime, certo che non saranno quei soldi che cambieranno il mondo, ma se iniziamo da quello per arrivare al tema, quello che serve veramente a questa società per progredire, per migliorarsi, per vivere anche serenamente, perché poi sono costi che la sanità paga, ma paghiamo tutti noi. Certo. Prego Tonin, come commenta le parole del dottor Franceschini, che ringrazio veramente? Prego. Sicuramente ha detto delle grandissime verità, cioè voglio dire la società adesso è fortemente condizionata da questi, ma io credo che la soluzione debba partire prima di tutto dalle famiglie. Capisco che le famiglie, lavorando i genitori, essendo poco in casa, a volte i ragazzi sono così lasciati autonomi, indipendenti su queste cose qua. A livello di legislazione sicuramente bisogna incidere su quello che sono i passaggi che i media, che questi social fanno sulle... bisogna che ci sia un controllo, cioè non può non essere che non c'è nessun controllo. Certo che questa dipende dalla legislazione, insomma, a livello bisognerà pure prendere in mano in qualche maniera e creare qualche impedimento a questo mercato assolutamente libero e incontrollato. Nei telefonini passa davvero di tutto, insomma, ecco, quindi è davvero è ora di metterci un po' di Granus Salis. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Venezia, andiamo a vedere questa chat porno scuola a Martellago, poi la commentiamo anche col dottor Franceschini e sentiremo cosa ci racconterà. Andiamo a sentire. Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere. Complice l'importazione dei contatti in rubrica nella chat, ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori, che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Abbiamo già parlato con i ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma di riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi, perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni, perché poi si chiedevano ma tu di dove sei, però
di questo non ho certezza. È fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato di fatti, io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro sono stati avvertiti da altri genitori che avevano trasposto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno con i figli, perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti. Sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte le nostre raccomandazioni vengono disattese. Allora, dottor Franceschini, mi fa un po' sorridere questa frase, nel senso che è l'età dove invece sei incuriosito da queste cose, non c'è niente da fare, è una curiosità e poi che ti metti un'adrenalina pazzesca, ecco, ma qualcuno deve pur fermare, cioè non si può continuare, oppure qualcuno ha perso il controllo della situazione, anche a livello politico, a livello governativo, queste multinazionali, pochi che diventano sempre più ricchi sulla pelle poi di questi ragazzini, di questi bambini, di queste famiglie. Prego. Mi pare di aver capito che il filmato riguardava materiale anche pedopornografico, sì. Non credo proprio che gli adolescenti siano interessati a questo tipo di materiale se non in casi proprio di estrema gravità. Quello che so io sono purtroppo, uso internet tutto quanto, però non è che sia un esperto, so che se esco in un prato, faccio una foto a un fiore, c'è un programma che mi dice il nome di quel fiore, voglio dire, le piante sono centinaia di migliaia. Quindi mi sembra impossibile che non ci sia qualcuno che non riesce a fare un programma che riesce ad ostacolare questo tipo di cose. Ecco. Purtroppo, come ha ricordato lei correttamente prima, il sindaco di New York non è che abbia detto, sembra che abbia addirittura denunciato Zuckerberg, per la creazione della dipendenza nei giovani. E qua torniamo a quello che dicevo prima, perché l'episodio che voi citate è un episodio chiaramente delinquenziale. Ce ne saranno delle altre, perché purtroppo questo è quello che succede con un internet completamente libero. Ma il mio accento, come quello del sindaco di New York, non è sul singolo episodio di qualche delinquente di questo tipo, ma è sull'altro che non si vede, che non è delinquenziale, cioè l'attenzione sulla dipendenza. La dipendenza è terribile, ci sono giovani che stanno al di fuori della realtà volontariamente, e non vedendo contenuti delinquenziali, ma vedendo dei contenuti assurdi, ecco, degli interi pomeriggi, al posto di andare a giocare a tennis, prendendo l'esempio di prima, andare con gli amici, anche andare a bighellonare, dico, per il centro del paese, della città, questi stanno là da soli a guardarsi questi filmati. E questo è gravissimo, è una dipendenza, e le big company hanno delle responsabilità gravissime, che tra l'altro non pagano neanche le tasse, voglio dire. Quindi, cioè, anche l'altro è un politico mostruoso, perché capisce che questi qua ci prendono in giro dalla mattina alla sera, perché hanno rinviato l'incontro sulla tassazione del web tax di 3-4 mesi, e tutto per far pagare loro il 3% di tasse. Cioè, capisci che poi queste ingiustizie non possono essere diseducative, sono diseducative. Questo Massimo, ha fatto bene a dirlo Franceschini. Allora qua la politica dovrebbe intervenire, qualcuno dovrebbe battere un pugno forte, dire basta e denunciare, perché si può anche denunciare. Certo.
Io credo che innanzitutto bisogna dare un freno assoluto a queste immissioni di tutto che c'è. Cioè io credo che dal mio punto di vista quello che manca è sicuramente il controllo, perché quando passano su questi social queste robe qua deve esserci qualche supervisore che riesce in qualche maniera a bloccarli. Cioè voglio dire, non può essere che passi di tutto, che tutto serva a fare divulgazione. La dipendenza, come diceva giustamente il professore prima, cioè parte innanzitutto dall'età infantile, perché basta che io guardi anche in qualche caso di amici, bambini che conosco, che frequento, cioè purché non disturbino, hanno il telefonino in mano, guardano i cartoni, iniziano a 4 anni, a 5 anni, è lì che è un dramma che non possiamo permettere. Cioè, quindi bisogna intervenire, ma veramente prima di tutto con i genitori. Non so se serva a fare qualche corso di formazione per le famiglie, non so bene quale strumento. Dopodiché la politica e la legislazione, sicuramente, dopo detto il controllo, sicuramente bisogna creare delle barriere, perché viva Dio non sarà mica possibile che qualcuno imposti la sua professione sul fatto di tenere fermi giorni o mezze giornate, come diceva il professore prima, giovani di fronte a questo schermino grande così, che poi è anche un problema sotto l'aspetto degli occhi oltre della mente. Quindi la mancanza di socialità, noi cerchiamo di rispondere, insomma, ai ragazzi del nostro territorio come? Con le associazioni sportive, con gli impegni, con le iniziative, in più di qualche caso, insomma anche durante il periodo feriale ci sono delle iniziative comunali, per esempio ci sto a far fatica, dove coinvolgiamo i ragazzi giovani che facciano dei lavori, magari premiandoli in qualche maniera. Il problema è che non molti, nel senso, quei pochi che gestiscono la nostra mente umana ormai, sì, che stanno diventando straricchi, come ha detto Franceschini, non sono fermati da nessuno. Lo sa il dottor Franceschini che addirittura in Cina, non so se l'ha sentito, hanno creato un gioco dove tu puoi crearti il tuo fidanzato virtuale con intelligenza artificiale, che non esiste, ma che tu lo vedi. Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando a parare? Ma dottor Franceschini, qualcuno dovrà pure denunciare e dire basta. Ci mancherebbe che arrivasse anche quello, poi siamo proprio a posto. Prego. Guardi, dove c'è una domanda c'è un'offerta, purtroppo. E quindi una persona abituata a vivere in una dimensione non reale non mi stupisce che possa avere, come dire, un rapporto con qualcosa di virtuale, come si vedeva in certi film 20 anni fa futuribili, questa gente che ha rapporto con questa donna virtuale. Cioè, a me sembra normale, perché uno è abituato così e sembra che sia tutto normale. Uno cresce in una famiglia di etilisti, purtroppo tende a pensare che sia normale bere, vantarsi di quanto si beve, cose di questo tipo, come purtroppo in certe zone d'Italia, mentre invece non è un vanto, ecco, perché se assaggiare del buon vino è una buona cosa, come dire, cercare lo sballo è una cosa pazzesca. Quindi a me non sembra strano che in un'epoca in cui se tutti continuiamo a ritirarci e a vivere in un mondo virtuale, vedi televisione, vedi PlayStation, vedi internet, è chiaro che la conseguenza sarà quella, usiamo anche una compagnia virtuale che è pazzesca. E guardate che noi nella nostra zona, quindi diciamo Veneto, Nord Veneto, ecco, siamo un paese, privilegiati, perché i ragazzi ancora avrebbero la possibilità di uscire, di avere delle attività sportive, di avere delle attività, ma in altre zone d'Italia non c'è assolutamente nulla. Cioè, perché noi non ci rendiamo conto, ma come non c'è in certe zone d'Italia sono estremamente povere. Cioè, noi viviamo in una realtà dove potremo fare tante cose, offrire tante possibilità, e ce ne sono, non è che non ce ne siano, ma se noi incentiviamo un certo tipo di attività piuttosto che un'altra, è chiaro che i ragazzi si indirizzano verso quella, ma è naturale. È la società stessa che propone dei modelli, e dicevo, mi pare proprio l'altra volta qui a lei, dei modelli che sono solo quelli della persona vincente, non quelli della persona partecipante a un'attività, ma quelli della persona vincente. E questo è un modello errato,
perché l'importante, come avevo detto prima, è che 1000 ragazzi imparino a giocare a tennis, e siamo tutti contenti che Sinner faccia una promozione di questo sport, ma certamente non è augurabile che tutti cerchino di diventare come Sinner, perché per arrivare a quel livello là, chiaramente bisogna fare un tipo di vita che io non auguro a nessuno dei vostri figli, perché è una vita, anche quella, anche lo sport può diventare un modo di estraniarsi dalla realtà. Questi sono gli esempi che ci mandano, e quello è il grande problema. Questi sono gli esempi che arrivano a questi ragazzi, come ha nominato lei. Però, dottor Franceschini, se adesso lei avesse, ecco, qua di fronte la Premier, l'ho chiesta prima anche ai miei ospiti, lo chiedo anche a lei, cosa chiederebbe, ecco, proprio da medico, da psicoterapeuta, da psichiatra, criminologo, cosa chiederebbe? Perché è la politica che è nella stanza dei bottoni, che ha il potere anche di cambiare le cose. Non sicuro, noi non abbiamo neanche pure la legge elettorale a favore, non abbiamo neanche le preferenze. Cosa chiederebbe, dottor Franceschini, da esperto qual è? Guardi, rispetto al discorso dei giovani, io in questo momento, ripeto, sono molto più preoccupato di internet, di questa totale deregulation di internet, o comunque quasi totale, o comunque facoltativa, diciamo, rispetto quasi al problema della droga e dell'alcol, perché secondo me sta creando più danni internet della droga e dell'alcol. Quindi sicuramente bisogna fare informazione. Come d'altro canto, per quanto riguarda il discorso dei femminicidi, guardi, gli omicidi delle donne purtroppo, come degli uomini d'altro canto, non riusciremo mai ad eliminarli, ma certamente fare un'attività di informazione è una cosa importante. Io non sento nessuno parla della pericolosità di un internet completamente libero, nessuno ne parla. Sì, ogni tanto si sente dire sì, qua c'è qualche programma, ma chissà quale. Questo bisogna farlo, e poi naturalmente bisogna offrire, come diceva il sindaco nel suo paese, ci sono delle proposte, quello bisogna offrire dei momenti diversi di incontro, che poi sono i momenti culturali, i momenti sportivi, i momenti musicali, i momenti anche religiosi, se vogliamo, basta che le persone stiano insieme, politici, capisce? Bisogna creare queste occasioni, ma certamente prima bisogna che ci sia un'informazione. E quale informazione? Non so come mai lei abbia saputo che il sindaco di New York aveva denunciato Zuckerberg, perché siamo io e lei che lo sappiamo, perché non lo sa nessun altro, perché non è che nella televisione ne abbia parlato, siamo in due, ma è una cosa gravissima. E lui, tra l'altro, senta cosa è successo dopo, perché forse lei non lo sa, ma lui intanto in aula si è scusato con i parenti. Sì, lo so. Ma dopo, tramite le note ufficiali della sua azienda, ha praticamente smentito quello che lui aveva detto, capisce? E siccome sotto attacco sono diverse big company, e lì tutte quante trovano la loro giustificazione, ma non hanno giustificazione, perché la realtà è quella. Lei lo sa, dottor Franceschini, che io cerco di mettere questo sasso tutte le mattine, di parlare veramente delle cose che servono, di capire veramente, e a casa sanno anche ascoltare, hanno anche buon senso. Io cerco di mettere questa goccia proprio parlando di cose, ospitando delle persone veramente competenti. Se le dico che ho avuto il professor Garattini per ben 2 volte, il quale era veramente, si è arrabbiato dicendo a noi donne: ma volete svegliarvi? Ho detto proprio così, dottor Franceschini, che voi avete i farmaci testati sugli uomini e ve li fanno prendere, nessuno di voi fa niente. Così ha detto il professor Garattini qui a Sveglia Veneti. Ma volete smetterla di prendere farmaci? Abbiamo le case piene di farmaci, prendete antibiotici a nastro, volete svegliarvi? Ecco, queste sono le cose che io cerco di fare. Allora, Paolo Tonin, come ci saluta e cosa vuole dire? Anche che ringrazio il dottor Tullio Franceschini di essere stato con noi, perché sono in chiusura. 1 minuto, vai. Lo saluto anch'io il professore. Cosa vogliamo dire? Che sicuramente, parlando proprio di internet, dei problemi collegati, la prima cosa da fare, come dicevo poc'anzi, è quella del controllo. Tu sei una giornalista, Mirella, tu devi adeguarti a delle legislazioni, no? Non puoi mica scrivere o dire quello che vuoi, giusto? Il professore o il dottore, quando esercita la sua professione, ha una deontologia, giusto?
Internet non c'è niente, non c'è assolutamente niente, quindi la legislazione deve occuparsi assolutamente di questa cosa qua. È la formula essenziale di partenza. Deve esserci un controllo su quello, ma anche sui privati che vanno a scrivere i leoni famosi da tastiera. Dobbiamo chiudere, però io sono libera di parlare, questo volevo dirlo, e di quello che penso e dico, lo dico. Non so quanto durerà, però fino al momento il bavaglio non ce l'ho. Grazie anche a Paolo Tonin, vice sindaco Campo San Martino Lega, e ancora al dottor Tullio Franceschini da Valdobbiadene collegato con noi. La posta di Mirella andiamo a vedere questa mattina. Grazie a voi. Asparagi alla milanese. Gli asparagi sono stati utilizzati in cucina fin dall'antichità, preferiti soprattutto dai romani. Ma Giulio Cesare non condivideva affatto l'amore per questa pianta dal sapore molto intenso. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di asparagi, 4 uova, 80 grammi di burro, sale, 80 grammi di parmigiano grattugiato. Pulite gli asparagi raschiando la parte bianca con un coltellino affilato. Raggruppate gli asparagi unendo le punte, quindi pareggiate i gambi. Ponete a bollire in una pentola a bordi alti abbondante acqua salata. Immergete gli asparagi nell'acqua nel momento in cui quest'ultima inizia a bollire. Fateli cuocere per 30 minuti. Sciogliete il burro in una padella larga e cuocete le uova con coperchio fino a che l'albume non si sarà rappreso. Distribuite gli asparagi nei piatti. Cospargeteli con il parmigiano. Ponetevi sopra delicatamente le uova e irrorate con il burro di cottura. Servite e buon appetito!